Ah, qui c'ho questo che serve a Giulia. Poi in caso togliere pure sta roba lì giù. Ma non si vede? Lo so, ma vabbè, ma che cavite Michele? No, il cavite Michele. Fa fastidio che cavite Michele. Che cosa? L'ordinamento visivo dell'ospite. Dell'ospite è Ah, ok. importante. Diciamo se te al momento sta prendendo un po' di fumo, dimmelo, Michele. No, no, ma vai facciamo. Però No, sta giusto andando perché sta abbastanza verso prendendo. qui. No, easy. Poi appena prende bene la fiamma. Sardinia Music Podcast, episodio 9. Siamo qui con Michele Nieddu, in arte Micali, from Cracks. Benvenuto. Grazie mille. Salute. Ciao ragazzi, salute Alla tua, alla vostra e alla nostra. alla regia. Beh, come va? Come stai? Tutto bene, grazie, non c'è male, dai. Da quanto è che non tornavi a Berchidda? Oh, Berchidda saranno 2 o 3 anni. Ero ripassato qua in zona così per fare un giro. Però ricordo che anni fa venivo più spesso, anche perché vuoi non vuoi, il periodo delle scuole, qualche amico, qualche compleanno. Poi vabbè, Berchidda mi ricordo sempre la festa i dei diciottenni? diciottenni che erano mica tutti i ragazzini della Gallura venivano qua. Sì, erano devastanti, erano abbastanza devastanti, Belle purtroppo. risse, di Di tutto tutto, succedeva, di tutto. Poi abbiamo ma- bei DJ, Beh, prima DJ, cosa. però sono anni che formano, dai. Ma non ci stanno più perché purtroppo non ci stanno più le generazioni, saranno, che ne so, 15, 14 gli ultimi che la fecero e stiamo Ok. parlando di anni e anni quindi fa. non le organizzano. Non le fanno più. Calcola che quelle feste ovviamente ci quotavamo, quindi Chiaro, tutti i sì, diciottenni sì. mettevano quei 100-150 euro per tutto l'alcol del mondo, pagava forse i DJ ma mi pare proprio di no, e poi però dipendeva, noi eravamo già che ne so una trentina, Sì, poi sì, piano no, piano ma sono voi. scemati e quindi non si sono più Beh, fatte. almeno avete avuto modo di fare una roba del genere, perché già da me ad Olbia È più grande, essendo più grande questa roba qui non Non è- si fa, si organizza comunque magari il compleanno con qualche amico che a livello di data è vicino al tuo compleanno, E eccetera, unisci un po' di gente. Sì, però è... No, vabbè, nei paesi si ti, faceva, ti ora... costa più di 30 euro sicuramente. E invece, parlando subito invece di musica, Sì. ti voglio chiedere il primo ricordo che hai legato alla musica. Allora, Puoi sono pensarci, tanti... Quello che pensi che sia proprio il primo. Guarda, io ho un flashback legato alla musica che ancora comunque non avevo iniziato a studiarla, però a casa mia comunque circolava, io ho un fratello più grande che quindi quando io avevo per esempio 6 anni, lui ne aveva già 14, quindi si affacciava comunque a quello che andava al tempo. E al tempo andava un sacco magari generi new metal, hip hop, rap. Poi mio Beh, fratello... 2000 quindi stiamo Sì, parlando. stiamo parlando di quegli anni lì e c'ho sto flashback che ricordo che lui ascoltava i Slipknot e io comunque ero mega piccolo, quindi mi facevano sia paura Ci che credo. curiosità, perché comunque mio padre aveva un'attività dove comunque all'interno c'erano tutti gli uffici con i computer, eccetera, e c'era un paio di computer dove mio fratello aveva messo dei video dei Slipknot. Io comunque quando andavo da mio padre vedevo questi video e E non sapevi che cosa mi cagavo fosse. sotto, però allo stesso tempo dicevo, mica è figa sta roba. È un po' come tutta la roba che ti fa paura, fondamentalmente Sì. ti attira Certo, comunque, certo. è una roba innata, no? E ricordo che eravamo nelle zone di Mestre, lì comunque in Veneto, Gardigiano, perché periodo mio padre lavorava lì in zona, avevamo un appartamento. C'ho le cuffie, il lettore CD di mio fratello con i Slipknot, ho preso i vasetti di terracotta con i bastoni e facevo tipo... Joe come mega- Jordison. sì, più che Joe Jordison volevo imitare che non mi ricordo come si chiama, Crown, il pagliaccio, no? Ah, Che sì, dava sì, le sì. botte sui fusti, no? Sta roba qui molto arcaica Sì, comunque, sì, no? sì. È quello dei primi momenti dove mi sono avvicinato comunque alla musica, tra virgolette suonata, perché facevo tutta roba a caso, però mi casava un botto. Questo a 6 anni hai detto comunque. Più o meno sì, 6-7 anni, ho proprio sto ricordo qua, che poi lui mi aveva beccato ed è un po' quei video meme dove ti beccano che tu ti stai facendo un video mentre suoni e tutti che ti pigliano per il culo, no? E lì ho assaporato anche la presa per il culo, ma allo stesso tempo il rispetto
una persona più grande di te che dice, oh, però vedi, 6-7 anni già sta già Ascolti. impazzendo. No, no, vabbè. bello, bello, poi tantissimi altri, cioè, la musica è una costante, poi io ringrazio anche la mia famiglia che mi ci ha fatto avvicinare, perché il vero avvicinamento alla musica che ho avuto è alle medie. Ai tempi delle elementari avevo un mio amico che comunque andava, ai tempi un po' seguivi le amicizie nelle scuole, non è che dovevi scegliere un indirizzo particolare. Certo. Vabbè, comunque dovevo andare a Lettore Pais, io volevo andare a Lettore Pais, solo che mia madre mi disse, ma perché non ti iscrivi al corso musicale? E io, no, che mi frega, qua e là, e poi alla fine sono passato al test comunque così di ingresso, tra l'altro un test una figata perché era una roba, cioè mega minimale, tipo ti facevano il test, se io faccio e tu devi fare tutto, se lo facevi, sei un grande, tu entri... O magari c'era qualcuno che tu falliva, entri. magari... Ma guarda che sicuro sì, perché sono cose così basilari oggi che però se le fai fare a un bambino dicevo, però un po' il senso musicale logico ce l'ha di questa cosa che ho fatto, no? L'ha Sì, seguita. sì, sì. Quindi no, io ho iniziato chitarra lì alle medie e poi da lì anche con le amicizie che avevo, i parenti, come ho già detto mio fratello, cugine eccetera, più grandi, mi ci sono affacciato molto in un senso un po' anche più non solo didattico ma anche di iniziare a fare prime prove con la band, tirare su dei Pratico. progetti, sì sì. Ma tu hai avuto cioè, rifaccio così almeno a taglio, hai musicisti in famiglia, veri e Allora, propri musicisti che l'hanno fatto per professione, tra zii, genitori? allora, che l'hanno fatto alla fine per lavoro no, poi appassionati, Però non appassionati di musica, erano perché appassionati di musica, quello ok, poi sì. però invece musicisti che proprio... C'era mio cugino che suonava comunque, tra l'altro un genere che poi negli anni mi ha formato molto, che comunque suonava roba Britpop, indie rock, quindi di Però non sicuro che... c'avevi proprio in casa No, in casa no, gli mio padre strumenti? strimpellava la chitarra, c'era sempre Ok. la chitarra, solo che faceva tutto a orecchio, poi aveva sta roba qua che conosceva un sacco di canzoni, però non conosceva i titoli, magari gli E artisti, vabbè, però lì impara quindi... tutto orecchio, secondo me è Però meglio. era figo perché Eh, comunque, vuoi o non vuoi, era sia disinteressato alla musica, ma cioè in un modo comunque anche personale magari. genuino, senza gli piaceva un sacco la musica. Poi mia madre, comunque lo stesso amante della musica, anche un po' più classica, dei No, generi un perché po' più che da piccolo non tanto vai a apprezzare, ma capisci negli anni, no, insomma. ma il fatto che siano ascoltatori non ne avevo assolutamente dubbio, però sto notando la differenza delle difficoltà che hanno coloro che non sono figli d'arte, Sì, sì, cioè figli di coloro che almeno hanno passato buona parte della loro vita a mettere le mani nella chiaro. musica, lavorando, insegnanti, eccetera, eccetera, e quelli che non lo sono. Mm. C'è una netta differenza perché la via è molto più facile per coloro che sono figli d'arte, però sembra che poi alla fine producano meno di coloro che invece figli d'arte non sono, e poi però quando arrivano a fare musica, nonostante appunto difficoltà, perché come vedi tua madre ti ha voluto Sì, sì, incentivare sì, è stato comunque, importante non è quello. sempre, ma molto No, spesso no, molte ti volte dicono no, lascia stare la musica, se c'hai padre e sì, madre no, no. musicista ti dicono lascia stare perché è un mestiere o comunque una passione Sì, difficile. sì, guarda, io di base provengo da una famiglia dove l'istruzione, comunque lavorare, darsi da fare c'è sempre stato questo invito, c'è sempre stata una grande voglia di lasciar fare anche il ragazzo nel suo percorso. Certo, certo. L'arte comunque è sempre stata vista mega bene nella mia famiglia, quindi è una cosa che non mi ha mai creato un peso farla e soprattutto non ho mai avuto quel senso di competizione, dato che comunque non avevo dei genitori musicisti, quindi talvolta i figli dei musicisti, Vengono più stressati anche da quel sì, punto di vista. magari dato che comunque i genitori conoscono bene il settore, conoscono il fatto che la musica non smetti mai di imparare, nonostante Come fai? quello è, cioè si suona, Come però fai? è una vita avanti sempre dove impari, ascolti generi diversi, apprezzi robe nuove, Anche intuizioni intuizioni personali. diverse, si evolve, ci stai al passo con quello che è il cambiamento, eccetera. Quindi è sempre stata mega... Attenta da quel punto di vista. Sì, è sempre stata tranquilla la situazione, anche perché poi io
ho fatto liceo scientifico, ma dopo... Non l'ho detto, Olbia comunque, Michele, Sì, io Nieddu sta venendo sono da nato ad Olbia. Olbia e ho vissuto ad Olbia fino a 19 anni. Poi a 19 anni sono partito a Milano e ormai vivo lì da 10 anni ora. E lì ne riparleremo. Sì, sì, ci arriviamo. Mentre per farti qualche altra domanda o volevi finire un discorso magari? No, nel senso poi ci arriveremo anche perché Sì, sì, no, no, certo, poi sono andato a certo. studiare ingegneria del suono al CPM, quindi l'ho comunque continuata. Sì, sì, da un livello magari È un appunto po' più tecnico a più livello tecnico, sonoro, poi a esatto. livello strumentale non mi reputo un musicista che sappia suonare bene. Vabbè, Mi piace produrre, mi piace creare, ma non sono tecnico, quello vabbè, lo questo dico. ci Ci ritorneremo dai, piano perché piano. io ho delle perplessità su questa cosa. Poi, ripeto, se vogliamo mangiare qui Sì, sì, abbiamo volentieri. preso salsiccia, tamponi, calangianus, visto che poi ci sono anche qui dei Sì, collegamenti, grande. e poi invece formaggio pecorino, un Molto po' più molto fresco, bene. un po' più stagionato, qui delle forchettine se servono, ma Ah, ma fai come te siamo pare. iniziamo da Calangianus, Iniziamo dai. da calangianus. Il vino invece abbiamo cambiato, vista la stagione estiva, l'avevamo detto alla scorsa puntata con Daniele, siamo arrivati al bianco, sempre giocantino. C'è un nepente E rosso torniamo a qui Berchidda e lì, torniamo a Berchida. Qui giustamente. ovviamente Badu Alvore, una delle ultime puntate in questa location, poi ci sposteremo. E invece sempre sulle domande soft, ti volevo chiedere l'ultimo brano che hai ascoltato, che ti ricordi? Se anche adesso in macchina venendo. L'ultimo brano che ho ascoltato, forse In Time dei Guns, Ah, non Guns N' Roses, Guns non li G-A-N-S. conosco. È un duo inglese, Mm. non mi ricordo di dove, se di Brighton, comunque sono inglesi. Sono molto bravi, ultimamente me li sto ascoltando varie Giovani, nuovi? volte. Sì, sì, sono abbastanza, non ti dico emergenti, sono già a un livello, comunque fanno dei bei tour, però sì, non è roba mainstream, Certo, diciamo, dai. certo. Sono molto molto bravi, un duo basso batteria, poi il bassista comunque Minchia. sta a spippolare un sacco i loop, le robe, perché comunque vanno a fondere un sacco l'elettronica con ritmi stoner, Ah, cazzo, figo, mo me l'ascolto allora. belli Che brano mi compatti. hai detto? Si chiama In Time. In Time dei Guns. Sì, Ok. sì. E invece un brano in cui sei in fissa in questo periodo, che nell'ultimo periodo ti stai sempre ritornando che lo ascolti. Allora, più che un brano è una band. Io Ah, ho ripreso ad ascoltare un sacco i Queens of the Stone Age, minchia. che sono sempre ciclici, perché sono periodi dove un po' li vai a mollare, e periodi dove te li riascolti. E questo grazie comunque al batterista della band, Anselmo, che saluto, dei Cracks, che ha proposto di fare una cover per un live. Noi Che cover? si chiama Feel Good It's of Summer. Non mi ricordo mai se è quello così, vabbè. Comunque è un brano con un elenco di Ah sì? sostanze, nicotina, Valium, Vicodin. Un po' come hanno fatto i Subsonica, non so se è presente. Hanno Sì, fatto Depre. Depre è capolavoro. Capolavoro, Subsonica, grande Subsonica. Inchino Inchino, proprio. per me cioè, sono So- quello che i Casebi hanno fatto 15 anni dopo, ma in Italia Esatto. l'avevano già È una cosa fatto. vergognosa come ne parliamo perché ci tengo. I Subsonica era una di quei band che poteva davvero portare l'Italia Sì. in giro per il mondo e noi Sì, non sì. l'abbiamo mai cagati in Italia se non facevano Allora, le hit. guarda, Se non avessero fatto le hit, sì, è che... Ma ti eh, dirò, però Torino è una città che, diciamo così, tende a seguire la scena. Cioè, nel quello è senso, vero, sì. anche Samuel Subsonica, poi da quanto so organizza, è direttore artistico di un sacco di robe comunque all'interno di Torino, cioè, No, ma io parlo infatti sono seguiti, dell'Italia. No, no, io parlo infatti, non parlo della stima che hanno a Torino, che credo che sia enorme, Di enorme. sicuro Poi sono sì. sempre spostati anche singolarmente. Ninja è venuto a Oschiri ai Sì, sì, ma tempi, a Raja fa sono i set per tutti, sono batterie drum and tutti, bass. sono tutti fantastici, Guarda che cioè, sono Ninja, bravissimi. cioè praticamente grazie a Subsonica, se nel nord Sardegna è venuta la drum and bass, molto prima del Sun and bass, Stima. perché Ninja venne e fece un set a Raja, solo lui batteria drum and bass, a Minchia. Raja che era un vecchio locale dove c'erano serate, belle tecce come si deve, e gente di Berchidda s'ascoltò sta roba e cominciò a farla. Infatti a Berchidda siamo pieni di DJ che Sì, fanno sì, poi sì. soprattutto drum and bass. No, Berchidda nella zona è sempre stata
più forte a livello di, secondo me, musicisti, comunque Beh, di c'è avuto proposta. il Timing Jazz che Sì. ha influenzato tantissimo Sì, comunque. poi anche la banda, vuoi non vuoi, Banda quando dei sei Moore, sì, piccolo sì. Sì. ti fa avvicinare alla musica in un modo anche non solo didattico, un po' noiosetto come può essere agli inizi quando fai magari musica tradizionale, Sì. classica, perché comunque già nella banda penso che ti vai a divertire un po' di più con la sezione ritmica dietro, i Sì, sì, fiati, sì. cioè quando c'è un ensemble Poi e senti già un suono così bello ricco, ti gasa, c'è dai. anche molta partecipazione, Sì, comunione poi che ci ti dà tengono, davvero è una spinta in risaputa più. sta cosa qua, quindi va detta così. Tornando su Subsonica Sì. comunque, perché ci tengo a dirlo, secondo me non sono abbastanza, non sono stati, poi adesso fanno come cazzo gli pare, però ai tempi, quando sono usciti, avrebbero primeggiato e portato l'Italia in tutto il mondo, ma erano cagati molto più all'estero che di quanto fossero stati in Italia, se non avessero fatto soprattutto le hit come Nuova Ossessione, Istrice, Vabbè, sì, poi quello fa parte Tutti i miei di... sbagli. Sì, fa parte comunque anche di... No, sono pezzi della Madonna comunque. Per carità, ad averne robe così commerciali. Capito, magari tuttora, averne. perché comunque c'era una produzione, soprattutto una scrittura dietro mega, mega figa, Ma notevole. stai scherzando? E poi il discorso con quel Subsonica è... Testi comunque politici, Testi, incredibilmente. sì, ma poi era anche il periodo, mi ricordo, del G8 di Genova, Esatto, con l'Ina esatto, 77 sì, fecero sì. comunque... Cioè, si erano schieramente, cioè, ciao. Schierati, erano schierati, apertamente, schierati che comunque non apertamente. è da tutti, soprattutto quando arrivi a quei livelli alti. Vabbè, Perché comunque rischi? hanno fatto anche Motel Connection, che Sì, è sì. una cosa parallela che all'estero è Quello, sì, conosciutissima. sì, ma infatti loro singolarmente, cioè, hanno una Singolarmente fama sono internazionale. tutti bravissimi, veramente tutti bravi. Poi a me fa impazzire ogni strumento che loro e ogni parte di ogni strumento che hanno tirato fuori, perché sono tutte belle. Anche il chitarrista mi ha sempre ricordato un po' i fraseggi di chitarra alla Grand Coxsone dei Blair, capito? C'ha un po' quei richiami lì, mega Brit, però made in In Italy. un contesto diverso, Sì, in un sì. contesto diverso, ma anche a livello di vestiario non sono mai voluti essere etichettabili, capito? No. Sono sempre stati belli scialli, poi tante robe, anche Samuele con il doppio microfono così che fa... sono veramente una band mega completa. Sì, ma... Magari averne avute di più così. Esatto, per quello dico. Invece, tornando un po' a te, vorrei chiederti se ti va di dirmi 3 album, uno per la tua infanzia, uno per l'adolescenza e uno per l'età adulta, che rappresentino queste 3 fasi. Ok. Pensaci, eh? Cioè, più che CD, la sonorità che un po' adesso mi viene così, pensando a quegli anni dell'infanzia, quando studiavo lì alle superiori, erano... Ah, infanzia no, aspetta, infanzia no. infanzia, no, Infanzia, no. Scusa, adolescenza. no, media, non volevo dire superiori, Ok, media. media. Mi Ok, allora ci sta. Media va mi sono benissimo. No, incasinato media va io. benissimo. Io dico le raccolte di Morricone, perché ai tempi comunque si andava ancora a comprare i CD copia fisica, si andava da Grishenko, io andavo alla... Mi ricordo se era Feltrinelli all'aeroporto di Olbia Sì, sì, ai sì. tempi, o lo Sì, è sì. tuttora No, è Feltrinelli? tuttora, c'è Ok. sempre stata, sì, sì. Vabbè, andavo lì, prendevo sia qualche album di robe che potessero interessare a me, ma anche mia madre comprava dei CD, perché alla fine ero sempre in macchina con mia madre, quindi non è che No, potevo scegliere troppo, capito? Quindi lì mettevo tutta sta roba comunque un po' più tradizionale, un po' più Tanta che roba. ti forma, Tanta ti forma alla roba. grande. E c'ho sto ricordo di Morricone che me l'ascoltavo un sacco. Quindi- Poi adesso sporco tutto quello che ho detto dicendo che in realtà invece il mio primo album che ho comprato fu da Grishenko, quello di John Cena, che fece vamos, Quanto grande buttato Gio. nel cesso tutto quello che... Ennio, pardon. Vabbè, non c'entra niente, stiamo Scherzo. parlando comunque No, poi di bambini. ovviamente parlando ti vengono in mente tutte le Eh beh, cose. certo, no, io so Era il assolutamente... periodo che cioè SmackDown. Ma sì, ma io ero matto pure, che scherzi. L'avevo presa, era una figata perché poi all'interno c'era il CD. Non sapevo che l'avesse fatto l'album, Sì, cioè mi ricordo sì, che l'avesse la produzione era fatto. anche mega figa. Poi vabbè, qualità da rapper io Vabbè, non poi non ha continuato non entro in merito perché non sono un cultore ma del non ha, rap, quindi ma non ha continuato, mi sa, ha quindi... continuato in altri modi, ha continuato a fare altra roba. C'è da dai. dire che le colonne sonore delle entrate dei wrestler, cioè da Triple Vabbè, H, che entrava c'è di con tutto, The sì. Game dei Sì, Motorhead. c'erano gli Yim. C'è un amico mio, Amedeo, che c'ha ancora di sa, tutto, ascolta The sì, Game sì. quando va al lavoro, quindi... Time to play the The Game! Esatto. La risata. La risata che Bellissimo. sembra quella di Ozzy Osbourne in Train... Figata.
Oppure cioè, tutti c'erano tutte le band poi appunto punk, hardcore, roba molto seria. Sì, sì, vero, vero. Ha formato l'infanzia di Sì, parecchi di vabbè, noi. forse ti fa capire anche come funziona il settore musicale, ascoltare quegli album lì che Ma guarda, sai che affiancate all'entertainment diventa un pacchetto ma a voglia, vendibilissimo, ma stai quindi... scherzando? E noi eravamo bambini. Capito, Ora proiettala questa già ti cosa riuscivo a ad oggi. intortare, Ma capito? proiettala questa cosa ad oggi, capito? Cioè, tu ti Ora è ascoltavi fuso gli al massimo quella Slipknot roba là. e poi dopo il wrestling era, cioè, sesso, violenza. Sì, E noi bambini se lo vedevamo sì, comunque. grazie a Dio E non siamo non diventati. usciti così male, dai. Non siamo diventati generazioni di Maranza, eppure. No, no, siamo Boh, i bambini. siamo riusciti a filtrare molte cose che vedevamo, eh. Poi non tutte, però No, certo. E non tutti. qualcosa ci avrà plasmato, però Sì, dai. assolutamente. Vabbè, però tra Ennio Per Morricone e fortuna. John Cena Dai. arrivi a un equilibrio comunque. L'equilibrio riesci a ottenere alla fine. Capito? Sì, sì, hai la parte sia seria qui che te l'ascolti. Esatto, E poi esatto. E poi io. così, E invece album adolescenziale che ti Allora, rappresenta? boh, mi viene in mente così il primo Tourist History dei Tudor Cinema Club, che secondo me è un CD che ha veramente cambiato un po' le carte in tavola di quello che erano gli ultimi anni dell'indie rock, quello un po' più serioso. Loro erano una band mega, erano molto giovani ai tempi, comunque questo album aveva fatto un mega successo e io ero in fissa, conoscevo tutte. Poi vabbè, vari Arctic Monkeys, le cose un po' più, non dico mainstream, perché anche i Tudor in quel periodo erano belli, belli in alto, però sì, tutta quella roba lì un po' più anglosassone mi ha colpito un sacco. Poi adesso, L'età adulta, sì. come ti dicevo, periodo molto Queens of the Stone Age, li sto riscoprendo tanto perché sono andato a vederli anche 2 anni fa e Minchia. vederli dal vivo mi ha Madonna. veramente fatto capire la grandezza che c'è dietro a quella band. mia. Perché poi è figo perché sono periodi, ci hanno avuto tanti periodi diversi, dove Album erano diversi. album diversi. Perché almeno alcuni a me non E piacciono, poi, altri mi fanno sì, impazzire. poi c'è Josh Homme che io non parlo della vita privata perché è turbolenta per tante persone, soprattutto quelli che magari hanno comunque una vita come loro in tour, vuoi metterci qualche vizietto, quindi un po', giustamente quelli sono affari loro, perché poi anche di Josh Homme si è parlato tanto. Però analizzando la sua parte artistica e creativa è veramente un grande, ha prodotto tanta di quella roba che ora noi ascoltiamo e apprezziamo, che in realtà non sappiamo che c'è il suo zampino dentro. Quindi sì, direi loro, poi Ma mo mi- ascolti vari, anche perché capita di ascoltare ultimamente anche roba un po' vecchia, perché facendo i DJ set talvolta quando ti fai le playlist ribecchi dei brani vecchi che non ascoltavi da un po' e dici cazzo che figata. Perché li vedi magari in ottica completamente Sì, diversa. sì, e quindi magari il momento revival ti parte sempre volentieri, diciamo. Ma mi hai fatto venire in mente una domanda che te volevo fare dopo, però te la faccio adesso. Tu distingui l'artista dall'individuo? Cioè l'etica dell'individuo dalla produzione musicale? Ma io la distingo perché non è giusto comunque buttare nel cesso quello che uno fa a livello artistico per delle cose che fa anche discutibili a livello privato, perché comunque non è facile essere un personaggio famoso, non è facile essere una persona comunque che è nell'occhio, comunque ha i riflettori sempre puntati, quindi con questo io non giustifico assolutamente azioni che vengono fatte, però siamo tutti umani, sia nella musica che nella politica, che attori, che le prime persone anche semplici nella vita, che hanno famiglia, che hanno degli obblighi, dei doveri. Cioè, non sono tutti degli angeli, non sono tutti dei santerellini, quindi secondo me è più facile prendersela con le persone esposte, poi che debbano Però dare c'hanno più l'esempio potere, giusto. c'hanno più Hanno più potere. potere e ovviamente ti dico, con quello che dico non giustifico, però No, capisco no, anche la certo, no, no. difficoltà. Io sono indeciso, devo essere È sincero. una via di mezzo, perché tu hai anche il dovere di dare un buon esempio a certe persone, magari alle generazioni più piccole della tua, perché comunque essendo esposto, vuoi o non vuoi, loro guardano quello che fai. Certo, e beh, Però allo stesso tempo anche loro sono umani e certe cose che succedono vanno analizzate molto molto bene, perché poi ovviamente più sei famoso più ci possono essere diverse versioni ti di dirò, di fatti più che accaduti. famoso, io parlo proprio anche del fatto che uno ha fatto delle cose bellissime, che tu Chiaro, t'ascolti e dici cazzo che bellezza,
e poi scopri come tanti casi che che ha stuprato, che allora, sì. cioè, capito? Allora, il discorso è questo, cioè tu quando passano in una serata James Brown, Capito? che fai? Te ne vai indignato Hai capito? oppure ti fai prendere dal groove Hai e capito? te la balli? Eppure ragazzi, quello che faceva James Brown alle donne, alla Ma sta moglie è scherzando? risaputo, Ma sta quindi scherzando? Io infatti è quello il cioè, discorso. per quanto è brutto pure dirlo, La musica me l'ascolto, io mi voglio fa vedere schifo quello, l'uomo, sì. io faccio così, Bravo, distinguo mi fa schifo certi rispetto per comportamenti, però l'artista. l'arte è oltre Io faccio all'uomo. questo, io sono riuscito a trovare sta scusa, rispetto per l'artista, non per l'uomo in questi Senti, casi. già mettendola su questo Che ti piano, devo dire? Perché vai non a creare posso- la divisione che io ho Sì, voluto creare, capito? perché non possiamo andare a buttare E nel non è che cesso possiamo, non tanti lo puoi anni. manco scoprire magari, capito? E che Ovviamente, faccio? Io ho ce n'è ascoltato, tante quelle robe che non capito? sappiamo, però sì, Poi certo Tony F, gente che magari invece che anche proprio lì è non ha talento, artisticamente discutibile, capito? lì te la prendi Non di ho brutto, rispetto, pezzo di capito? merda. Non ho rispetto né per l'uomo né Sì. per l'artista, in Però questo vedi, caso. sì, e questa è la difficoltà. Poi perché... certo sono più esposti, però lì dico, vabbè, Certo, lì poi... in quel caso forse è proprio il successo, l'hai cercato. Poi appunto non è Sì, che Tony F ha fatto sta roba, fa i testi che fanno schifo e basta, sì, poi Tony non F, fa parliamo di niente una nella roba vita. nazionale, Sì, penso sì. che uscendo fuori dall'Italia non sono in tanti che lo Ma vanno a chi? fermare, a Ma riconoscere stai comunque. scherzando? Quindi sì, è una domanda È una molto domanda, sì, interessante e anche sì, difficile dare una risposta perché obiettivamente l'esempio che ti ho fatto di James Brown ma uno dei è tanti, cioè ne anche posso Ray citare tanti Charles, cioè, altri. io faccio l'esempio a mia madre è fissata con Ray Charles, ha sempre ascoltato e vai e diglielo che comunque faceva uso di eroina e che aveva anche le sue debolezze. Sulle sostanze quello ragazzi, se sei appunto un Sì, poi artista, parlo capito? di sostanze come possono essere violenze di genere che ovviamente non vanno assolutamente bene, Io li distingo, diciamo essere che maschilisti, beh, certo, essere troppo egocentrici, capito? certo. Sono cose che fanno Non è bene semplice. all'arte, però comunque è una cosa che Sì, l'arte, vuoi non vuoi, anche l'egocentrismo, tutte queste cose qui un po' se le assorbe, però vai a entrare nel cervello di chi ha fatto quella come roba dici tu, lì è giusto, siamo e umani comunque. tutti i nodi che si è creato, capito? Cioè, No, no, è è quello così. che dico. Poi sì, ovvio, è importante anche avere una buona reputazione, soprattutto Etica, sì. reputazione ed etica, perché poi un domani, quando finirà tutto, rimane quello che hai creato, che è quello che noi abbiamo poi, che è la musica che tu vai a creare, e poi anche, penso, essere riconosciuto come una buona persona è la cosa più bella che ti può capitare se Esatto. devi lasciare qualcosa in questo E mondo. certo, certo. Anche lasciarlo con la coscienza a posto. Ovviamente. Capito che secondo me fa una Ovviamente. grande Sì, differenza. certo. E invece, tornando a noi, tu sei partito, anzi vabbè, prima cosa voglio sapere, il primo concerto grosso che hai visto in vita tua? A chi sei andato? Allora, O quello che ti reputi essere il primo concerto live, Allora, il primo concerto live, non per forza grosso. sì, che ricordo con molto piacere perché avevo tipo 15 anni e ci avevano accompagnato i genitori di un amico, era i Verdena a Sassari. Ed era durante il Wow Tour, quindi Ma che 2012-2011. il Teatro degli Orrori l'aveva aperti? Sai che no, l'avevano aperto i Lilies on Mars, che era un duo Sì, sì, me li ricordo. mega Me li brave. ricordi, Avevano Lili? collaborato anche varie volte con Sì, sì. Battiato, No, no, me li ricordo, erano c'era una bella fortissimi. sinergia, era veramente un bel prodotto. Infatti molto felice perché poi eravamo riusciti a portarli a suonare ad Olbia con un format con cui collaboravo 2 o 3 anni dopo. Al Devil? Al vecchio Blue Square, Ah, ok, sì, con, sì. con l'aiuto dei Punkomat che facevano Ah, sì. appunto un evento lì all'interno un format lì all'interno del locale che era live. E ricordo l'avevamo portate live e madonna, no, io l'avevo viste a momenti che cioè, mi erano piaciute più loro che Verdena Pensa quasi. te. Però vabbè, Verdena niente da dire, Vabbè, poi Verdena altra roba, insomma, un po' più. fanno concerto a Però se sì, ero stessi. mega felice perché io 2011 era più o meno 2011-2012, avevo 15-16 anni e comunque è stato
la prima esperienza fuori casa per andare a vedere un concerto. Va un accompagnato e lasciato, quindi? Ci hanno accompagnato lì, poi ricordo che il padre di sto mio amico doveva fare delle robe là in zona Sassari, ha detto ci rivediamo magari più tardi e via. Perché era comunque, non era sul serale o comunque... Era sul serale, sì. Ma non troppo tardi. Però sicuramente sarà andato a mangiarsi qualcosa per darci il contentino di stare da Certo, soli, certo. poverino. Beh. Perché ai tempi un po', nel senso, ai tempi diciamo che non volevi fare il figo andando da solo in queste cose, magari andare con un genitore è normale, quando sei un po' più ragazzetto, Cioè, per forza. andiamo noi. E guarda, mi ricordo a Berchidda quando accompagnarono alcuni di Olbia, Matteo Ciorra, Francesco Podda, li dico tutti, guarda i nomi, Che e mi stile. parevo Gio, ai Trentuluzzi, e fecero un concerto invernale. Ovviamente l'accompagnarono i genitori, li lasciarono a me. Ok. Li lasciarono a me che io avevo già 19 anni, loro avevano tipo 16-17 anni, io avevo fatto tipo 3-4 bibitoni di vodka e succo e io ho detto qui noi siamo così, già te lo ricordi? Battesimo così, Allora sono arrivati, bevuto, concerto, rientrando, non gli vomitano quasi tutti e tre in macchina al padre di, mi pare, Matteo Ciorra. Che stile. E quindi era normale che ti accompagnavano, e meno male pure, perché Sì, sennò... no, ma anche i miei mi hanno sempre cercato di accompagnare dove portavano queste robe qua perché... beh certo, è più sicuro anche per loro, hanno meno ma meglio, ansia. almeno non mi stanno accompagnando a un concerto di Anna Peppe. Esatto. Quindi... Che tra l'altro I molto gusti- spesso... Stiamo già facendo troppi nomi che non ci piacciono in questa intervista. No, sì, vabbè, Anna Pepe io non la reputo un artista. che te devo dire? Mi pare un camion che canta con l'autotune, capito? Cioè, mi dispiace, Anna. Ma... Anche questo, in Italia, un tema che voglio molto spesso affrontare è questo della donna, la one girl show man, cioè come cazzo si può dire? Perché non c'è neanche... One girl band. Perché si dice front girl. One girl band. No, penso, intendo proprio la front girl, capito? Front Invece girl. di frontman... La solista, dai. Neanche la solista, quella artista che si carica dietro tutta la band e l'importante è che c'è lei, gli altri nomi manco li sai. Ok. In Italia questa cosa non c'è da parecchio tempo, secondo me. C'è stato qualche tentativo, però non ci abbiamo donne forti che sono forti solo perché sono artiste della Madonna. Nel senso, ce Beh, l'abbiamo. c'è qualcosa, No, c'è ce le qualcosa, abbiamo, sì. ma non vengono assolutamente valorizzate, non vengono pompate. Cioè, appunto, abbiamo parlato di Anna Pepe. Cioè, Anna Pepe è ascoltata da chiunque, da tutte le nuove generazioni, e fa davvero schifo. Non c'ha, Sai cos'è cioè, che- è solo apparenza, Il discorso è che estetica. Anna Pepe più che un artista è proprio un pacchetto. È un prodotto. È un dove prodotto. Ma anche Elodie chi è un la prodotto. crea, sì, è che Elodie secondo me ha un po' più di talento rispetto Certo, a sì, Anna. ovvio, Poi- però anche lei è ricordata e continua a essere ricordata. Io, ti giuro, ascolto di musica e non conosco pezzi di Elodie. L'unica volta che sento parlare di Elodie è perché qualche è andata al Gay Pride, beh, ha sì. pumiciato con questa, si è vestita con quest'altra e stava a ballare con questa. Sono tutti gossip, capito? sì, E però- invece io vedo che in Europa e in generale nel mondo è pieno, è Però pieno, qua c'è da è fare una pieno. distinzione, cioè, secondo me, tu guarda la fanbase di Anna Pepe, magari anche quella di Elodie. Quella di Anna Pepe è sicuramente anche differente rispetto a quella di Elodie. Sì, Bisognerebbe chiedere all'artista se è quella tipologia di fanbase che voleva. Perché se io poi ti vado a citare una Daniela Pes, un altro che discorso. è un altro discorso, è un altro settore, un altro... Ma in Andrea Pezzi non è conosciuta in Italia. È infatti meglio, guarda, perché va all'estero e fa delle E date spacca, e spacca È i un po' culi. come New Gen inizialmente, andavano in Certo, Olanda e la vabbè, gente- ma no, fermi tutti. Vabbè, lì anche perché hanno la pill del suono. In Uguinea, il primo tour che hanno fatto, noi c'eravamo. Sì, però io A ti parlo Ciccio, la gente si stava a strappare i capelli, manco fossero i Pink Io Floyd. ti parlo da quello prima, perché prima non di Nuova fare... Napoli. No, io sto parlando di Nuova Napoli. Sì, io ti parlo di quando uscirono degli EP prima, o addirittura forse l'inizio proprio di quell'album. Mio amico che sta ad Amsterdam mi ha detto che erano andato a vederli e la Ma gente... quello stanno a Berlino, eh? Comunque quasi tutti non stavano sapevo, a pensavo Berlino. fossero più... No, cioè, no. fossero di base qua. Vabbè. Comunque, all'epoca è tutto nato a Berlino. Però quello che volevo dire proprio anche con Daniela Pessa è che ci sono dei casi di artisti che... Daniela Pessa è una vera artista, che poi va a crearti delle cose che sono veramente di qualità alta. Musica
molto molto ricercata, perché poi va a fare anche delle collaborazioni con Io sono un cane, che è una persona che tiene molto a quello che fa, non è il primo a dire, cioè non, No, è no, non va a buttare una cosa online per dire tanto è così che deve funzionare il mercato, no, no. no, assolutamente no. Cioè anche vedendolo dal vivo si vede proprio un approccio che dice io voglio fare questo, faccio questo, Vabbè, senza la che fortuna, la E meno verità, male. di Daniela Pesse è anche stata È quello che ti voglio collaborazione. dire. Il discorso di Daniela Pesse, se non è mainstream, se non è l'esempio per le ragazze di oggi, è anche meglio, perché vuol dire che sarebbe arrivata a quel mood mainstream dove ci sono tanti di quei soldi dietro comunque a delle etichette che vanno a snaturalizzare per forza il prodotto. Fanno parte di una parte della piramide della musica italiana che è così in alto che comunque la fanbase tipo neanche ce l'hanno fondamentalmente, perché è un ascolto quasi occasionale del loro prodotto. Invece con Daniela Pesse si crea un legame con l'arte e soprattutto con chi l'ascolta, perché è meglio così, insomma, Ninja del Sud, ce n'è tante di robe che vanno Allora, molto all'estero comunque. e allora c'è da dire questo, che sono abbastanza, accendino, sono abbastanza d'accordo, se non fosse che comunque poi i concerti, bene o male, anche se vendono i biglietti, regalano i biglietti, eccetera, Ne eccetera, regalano tanti. l'audience comunque ce l'hanno intorno alle di Anna Pepe. Daniela Pezzi secondo me è proprio un campionato a parte. È proprio una roba nettamente Capito? diversa. Infatti, Nettamente ti vorrei il mio citare era più, invece. il mio era più Ti vorrei ispiriamoci citare. più a queste donne qua che a quelle magari Ma io troppo ti vorrei citare mainstream. invece persone che potrebbero arrivare, che non sono, appunto, Daniela Pesse è molto di nicchia, ok? Sì, sì. Mettiamola così. Però Dito nella piaga, la rappresentante di lista, sono due esempi di due donne, secondo me, che soprattutto la rappresentante di lista di cui ho durato i primi album in cui non la conosceva nessuno, potevano arrivare Bel ad essere progetto. i wet leg, capito? Hai presente sì, wet leg? Sì, sì, a Ecco, voglia, a voglia. che so, giovani, però ti ricordi solo lei, capito? Gli altri musicisti, Lei bene o male, ha fatto adesso nel suo prime ho capito, ma estetico, spacca ha i culi, cambiato tutto. spacca i Prima culi. erano molto più omogenei a livello stilistico. Ho Lei ora capito, spicca proprio, sì, capito, sì. però cazzo, non solo lei, ma da Doeci, cioè te ne posso citare davvero centinaia nel Sì, sì. mondo, che proprio The Do, cioè band che praticamente tu riconosci lei e poi c'è la band, che sono forti uguali, ma lei è più forte di tutti e quindi traina tutto. La rappresentante di lista poteva essere una cosa del genere, ma dopo Sanremo, come dici tu appunto, o comunque come spero, credo intendessi tu, si è completamente snaturata. Una volta arrivata all'apice è stata completamente bagnata e cagata, si dice a Roma. E stessa cosa sta diventando Dito nella piaga. Dito nella piaga che ugualmente ha fatto fino a poco tempo fa album della Madonna, testi della Madonna, proprio davvero, e poi però può essere che pensi adesso è arrivata una certa, ho fatto una certa, ho fatto tutto artisticamente nel migliore modo possibile, non sta funzionando, questa proposta potrebbe, e però secondo me lì è l'industria musicale italiana che vuole estremamente controllare quelli che sono gli artisti che vanno al Sì, beh. top, e se vanno al top lo devono fare alle loro condizioni, altrimenti Allora, non ci guarda, arrivi. io non posso darti. Scusate, ho toccato il microfono, sicuramente Vai si tranquillo, sentirà un bordello. no, i DJI c'hanno Quello che il ti posso cuffetto. dire è che i nomi che tu hai citato fanno parte di una parte del settore comunque discografico della musica, poi non ho le garanzie, non lavoro in quel settore lì, però quello che mi pare di capire è questo. Di etichette, di bookers, comunque di management che devono andare a colpo sicuro a livello di guadagno dietro Queste questi ce l'hanno avuto artisti. dopo però. Dopo, perché Eh? arriva il momento dove, È quello che dico. dove ci devono mangiare un po' di persone indietro, e quello è il Capito. momento Sto dicendo che rovina quello. tutto, Esatto. fondamentalmente. Ma in Europa, nel mondo, sta cosa è più. Cioè, Hanno il potere. non tutti fanno sto Sai percorso. cos'è? Che comunque sembra così, sembra un discorso molto anni 50-60, ma il potere della lingua tuttora aiuta molto, perché tu prima hai citato Wet Leg, comunque è un progetto che canta in inglese. Ha un tipo di cantato inglese molto clean, perché anche se non sei madrelingua, ascolti i testi, riesci a capire più o meno quello che sta dicendo. Però in Francia, come mai se la cavano molto meglio? Perché i francesi rispetto agli italiani, ti posso dire una cosa, Sono meno disgregati. sanno Ah vendere no, le cose molto molto meglio senza fare sei sicuro? Meglio degli italiani. no, non so perché, Sì, perché no, può noi, essere. adesso non voglio fare un No, dibattito no, ci sta, geopolitico, fallo. noi abbiamo molto di più della Francia, secondo me, Sì, in tantissime certo. cose, solo che fatichiamo a valorizzarlo perché siamo così abituati di questa bellezza che abbiamo attorno e di questa cultura che comunque
fa parte del nostro background. Ma la Francia è divisa, E no? la Francia per carità ce l'ha. La non Francia è sto dicendo divisa, questo. la Francia del Sud è molto più simile alla nostra. Però guarda quante robe anche nel cibo, anche nel settore vino, magari i vini anche lì sono mega alti loro, però fanno meno fatica di noi a valorizzare delle cose che sono meno buone di noi. È Ma quello. perché lavorano di più? Noi abbiamo più ben di Dio, capito? In Francia Noi comunque forse siamo più il medio non è così caritatevole No, come da no, noi. no. Noi, gli spagnoli, i greci, tutto il Mediterraneo. Comunque c'è stata una wave French ultimamente di canzoni comunque cantate in lingua francese nell'elettronica che è andata molto. Ma in generale il Perché rap comunque francese, rap capito? francese. Poi io, vabbè, Porca io sono puttana. dell'idea che come approcciano l'elettronica i francesi è forse la chiave più internazionale che c'è, insieme magari all'America negli anni 90 con Vabbè, allora, l'house, quella roba lì. possiamo Però- vedere dei gruppi rappresentanti, i Chinese Men, esempio... Sì, vabbè, poi io per esempio anni fa ascoltavo molto la roba francese, Louis Hoffman, c'è tantissima roba veramente figa. È perché probabilmente valorizzata. è più valorizzata. Poi non ti so dire come funzioni lì il mercato discografico, però in Italia è molto molto selettivo per il fatto che, detto papale, non girano tanti soldi ultimamente su quel settore lì, e se girano devono rientrare al doppio e al triplo. Siamo Le anche major lì- di ora sono un po' come le banche, secondo me. Sì, Tu sì, vai assolutamente. a dare un progetto a una beh, certo. banca, Ma io, cioè, se hai una garanzia dietro, che è un team, è una solidità economica, è una garanzia, loro sono i primi a dirti partiamo. Se non hai più quello, faticano, perché perdere soldi ora nel mercato musicale, soprattutto post-Covid, è una cosa che chi è al vertice Ma non guarda, può più permettersi. quello che hai Probabilmente, descritto- e io non lo sto giustificando perché no, sarebbe ma è meglio così. se fosse un po' No, più... ma è così, guarda, quello che hai descritto, non so se tu poi magari sei all'interno più del settore, quello non so se è un falco, vabbè, chi se ne frega. E è venuto Moder, non so se conosci Moder, il rapper di Ravenna. Io non ho una gran cultura No, sul rap, vabbè, nel è uno dei genere. migliori rapper che ci sta in Italia. Ok. Ha fatto l'ultimo album che si chiama Poco dopo mezzanotte, ancora ciao Lanfra, e lui ci ha raccontato esattamente come funzionano le major. E attualmente loro hanno appunto un budget da spendere su tanto progetti sicuri, capito? Quindi quasi tutto. Ci deve arrivare che sei già formato. E poi un'altra piccola percentuale del budget sulle scommesse. Ok? Sì, scommesse, poi Scommesse su su- cose che possono. Però buttati. etichette collegate No, a ma quelli loro. sono buttati, eh? Loro li No, nel senso che loro hanno questo budget di cui con questi noi rientriamo sicuri. E con quest'altra invece tentiamo la scommessa. Se ci dice bene, abbiamo trovato il nuovo Tony F, faccio no, tra virgolette. e No, se via. no sti cazzi, perché non è una E finisce perdita. lì. Non è considerata perdita. Sì, però quindi- diciamo che l'appeal lo vai a perdere d'artista se non gli hai garantito quel... Poi allora il discorso, raga, è che... No, nel senso loro, capito, hanno appunto quel budget e dicono con questo ci produciamo l'album di Salmo, Chiaro, Achille chiaro. Lauro e questa Certo, roba qua, certo. e quindi stiamo a una botte di ferro. Quest'altra piccola parte invece, i cracks, così ne parliamo prima che certo, arriviamo certo. troppo tardi, li puntiamo sui cracks, come va, capito? E qui so dirla tanto, so un win-win, nel senso se li perdiamo noi ci abbiamo già garantito ma ampiamente con Salmo, Achille Lauro eccetera Sì, beh, eccetera certo, il rientro. Questi qua sono solo appunto a scommessina a bet e dici punto a vittoria del Frosinone su Juve Ci sta, in ci trasferta, capito? Sì, sì, buttati, è così, è così. buttati, però se vinci Se e magari vinci, hai trovato il se nuovo vinci entri prossimo Achille Lauro. Se vinci poi entri nel giro, e lì sì che torniamo al discorso Anna Peppe Lodi, perché vuoi o non vuoi ti inizieranno a affiancare degli Certo. autori, Come è successo a Anna ti inizieranno a Peppe, sì, affiancare sì. dei featuring che servono Sì, per per il tuo profilo, forza. per farti conoscere in alcuni ambiti. Ci stanno i contratti, ci stanno i contratti. Io vedo un po' il featuring che nel mondo del rap che c'è stato tra Geolier e 50 Cent. Io vabbè non ascolto Geolier, non apprezzo quel tipo di musica. Meno male. Quello che volevo dire è che comunque è servito a entrambi, per quanto la gente si sia sbalordita di questo grande feat con una leggenda dell'hip hop, comunque del rap. Cosa succede? Che 50 Cent ha bisogno, perché a lui serve, diciamo così, Per Conquibus. oltre a quello serve avere sempre una buona presenza in Italia a livello... Infatti si è notato dopo questo featuring qua e anche prima di questo featuring ha iniziato a rifare un po' di date qua in Europa, perché sicuramente in America non ha più magari l'appeal che aveva anni fa. A Joliet serve perché tutte le views, Ma tutto stai scherzando? l'ascolto che deriva da fanbase di 50 Cent
ti aiuta tanto. Sul l'artista. curriculum, Ma capito? sì, poi è comunque, penso sia anche un onore per un rapper ma fare stai un featuring scherzando? con un colosso Ma come stai 50 scherzando? Cent. Per quanto anche Juré sia molto, a Giulio livelli molti alti. Giulio è molto alti. bravo, Giulio è bravo. No, ma io non, infatti dicendo che non apprezzo, È un altro discorso di è sbagliato gusto, dire sì, non sì. apprezzo, non è il mio tipo di ascolto. Di genere, Di sì, genere, sì. perché poi da qui a dire non l'apprezzo in effetti è sbagliato. No, no, per me è uguale, non è il tipo di Apprezzo il genere, fatto però che mi comunque piace l'ho quello visto che... anche, ho visto un po' di robe, comunque non è il primo coglioncello, No, insomma. assolutamente no, 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 Quindi- no, no, sa fare quello che sa Però fare sì, il comunque. mercato mainstream, ragazzi, è un po' così, nel senso è un'arma a doppio taglio, perché per quanto ti può aiutare ti può anche penalizzare, perché lì poi ci sono tante cose da sapere Naturale. a livello legale, contratti, Guarda cose Kid che Yugi, vai... guarda Kid Yugi, che è appunto fenomeno, nato quasi dal nulla, capito? Nel giro dei 3 anni è finito a fare qualsiasi cosa e lui appunto c'ha le clausole come chiunque che deve fare tot featuring e in più mo ci stanno anche le clausole in cui devi fare tot tipo di canzoni per Sì, sì, TikTok, certo. per i social che abbiano un minutaggio. Sì, anche perché ormai gli ascolti sono tutti veicolati dai social, tra l'altro anche lì entreremo in un discorso dove la musica fondamentalmente l'ha rovinata i social per il fattore che comunque tu cosa fai? Vai a creare in certi casi, non il caso nostro, la nostra band, che noi cerchiamo di stare meno appresso a queste cose qua proprio perché il principio della band è stata questa. Formare una band che ci faccia divertire, ci faccia, diciamo così, non pensare solamente a quello che è la tua vita normale come il lavoro, gli impegni, i doveri, le delusioni, le conquiste, le cose che riesci a fare, insomma, ma come se fosse una seduta così di terapia, andare comunque in saletta, suonare, divertirsi, Sfogo, sfogo, bravo, sfogo, comunque portare avanti un'amicizia che c'è coi sfogo, passione, componenti, musica, bravo. suonare, la cosa più Quindi importante. senza stare a pensare a tutti i numeri, alle cose, ovviamente stai un pelo attento alle uscite, a fare dei contenuti carini, perché comunque ormai Dal punto di vista artistico è tutto magari più così che che altro. funziona, insomma, non puoi essere nascosto. Però il discorso è questo, che appunto, questo lo dicevo perché, scusatemi, sono un attimo... No, semplicemente stavo, anzi così ne approfittiamo pure per tornare ai Cracks, Sì. parlando di quello come i social in generale abbiano rovinato appunto, la dicevo dei musica. 15 secondi. Ci sono tanti progetti mainstream che vanno a basare il loro brano su quella tempistica lì perché è il momento reale di attenzione che ha l'ascoltatore medio, purtroppo, perché è una roba preoccupante È questa. basato e calibrato sul cellulare, sul social. Calibrato su Quindi se tu avere fai la la canzone, memoria corta, in ma quel esatto, in quei frame là 15 devo secondi ricordarmi io devo vedere quale brano è, capito? No, ma soprattutto ormai molti brani, è successo negli ultimi 10 anni in continuazione, molti brani diventavano virali perché erano e potevano essere associati a meme. Sì, sei meme. C'è un brano Makeba di Jain, non so se hai presente Jain Sì, forse ho Makeba, capito, o sì, sì. Makeba, ma che bella, Ah, sì, vabbè, ecco. lì hanno fatto mille remix. Sì, ma quel brano era uscito almeno tipo 6-7 anni prima. Sì, sì, però hanno reso celebre... Jain non la conosceva nessuno e ha fatto degli album bellissimi, anche lei è, mi sa, è francese, un misto di Africa e Francia, e Sudafrica se non sbaglio, e appunto lei ha fatto gli album che internazionalmente, cioè, la gente se ascolta, c'ha fame tutto il Tanta mondo. roba, sì. Quando è uscita Makeba a livello internazionale, io a Bologna, quando mettevo Makeba in DJ set al parco praticamente, la gente non sapeva neanche che cosa fosse, eppure appunto lei è diventata virale, è conosciuta in tutto il mondo e soprattutto in Italia, grazie solo ai reel di Instagram e di TikTok, perché a un certo punto hanno visto che a estate, sta canzone da paura, qualche influencer l'avrà messo e di conseguenza quei 15 secondi di canzone... Sì. Beh, ma c'è tantissimi esempi, anche pezzi più vecchi, di 20 anni a voglia, fa. anche, non so mai come si pronuncia, Sessade, Saggi. Ah sì, sì. Lei, vabbè, era già famosa ai tempi perché ha fatto Certo, certo. degli album della Madonna, roba fissa, però ultimamente il pubblico più giovane, più ragazzini l'hanno scoperta tramite gli estratti dei video, queste certo. robe qua. Oh, che ci sta, però certe volte... Però no, come, non è questione che ci sta. No, ci sta è per un l'artista, perché ah sì, quell'anno brucio di culo, sicuramente ha mangiato di più. Si mangia il caviale a fine quello, anno. quello sicuro. Quando arriva l'assegnino SIA è contento, però dispiace perché... O magari è morto però. Magari è morto, i figli e i nipoti... I nipoti mancano. Metti anche tu il reel con la canzone di zio. Esatto. Però sì, ti dico,
è un peccato più che una cosa. È un Più che altro che peccato, diventa, perché- perché diventa una perché cosa poi, che... cioè, sarebbe figo se uno becca, perché a me capita di beccare delle canzoni dei reel, però io cioè, sono un tipo curioso, quindi vado, clicco il brano, certo, te va a ascoltare salva che audio, poi me lo cazzo vado è. su Spotify e me lo Certo. riascolto perché lo voglio Certo, no, approfondire. capita anche a me, Però assolutamente. sarebbe bello se tutti non si limitassero al contenuto del meme, così che fa solo Certo. ridere, ma vanno oltre anche a quello che è l'atmosfera musicale che ha creato Vincente, anche che fa vincere il meme, capito? Ma il fatto è che ormai la musica è un contorno, E in un tantissimi casi, sottofondo, poi un ci sono sottofondo. tante. Come dicevi tu prima, Anna Pepe, la gente Sì, si ascolta e la mette dalla playlist perché va a fare poi la sì, noi spesa. parliamo comunque anche di robe molto grosse, però c'è tanta speranza. Io vedo comunque che le nuove generazioni stanno riprendendo lo strumento in mano, hanno voglia di suonare con la band. C'è molta più unione rispetto a. Guarda, dobbiamo aspettare secondo me qualche anno. Anche secondo me, perché ci sono i primi segnali. E Lo per- vedremo tra qualche anno, perché Come io. noi abbiamo rifiutato i nostri genitori e la televisione, magari, che appunto Ma la guarda che nostra quel processo lì vedo generazione, che un po' sta loro lo faranno iniziando. con Per gli assurdo, smartphone, per assurdo magari. siamo noi, quelli della nostra generazione, un po' più attaccati ai social. Perché io vedo anche ragazzi di 18-19 anni nell'ambiente lì Milano che utilizzano i social in un modo così menefreghista che ti fa piacere veramente che lo fanno, perché dici, cavolo, finalmente Noi ci che abbiamo più ci deve. paranoie, dici. Abbiamo più paranoia, abbiamo vissuto gli anni dove i social hanno veramente. Ucciso un bel di gente, nel senso tipo, Hanno se ucciso. finivi virale, potevi essere virale pure Cioè, per i qualcosa social di brutto, hanno un brutto potere che danno giudizio a persone che non Non dovrebbero dovrebbero neanche manco. parlare, perché Esatto. fondamentalmente la paura di esporsi perché ce l'hai? E Perché beh, è certo, un come adesso, calderone, è un calderone come pieno di adesso. persone che non capisce una sega, proprio lo dico easy, così, Sì, sì. eppure ti devi comunque approcciare anche con quelli che sono il pubblico online. Poi ti dico, tornando al discorso comunque che abbiamo affrontato, che si parla tanto di meccanismi alti come le major, eccetera, a me capita di bazzicare anche concerti in situazioni molto più naturali, delle venue più piccole, capita di andare anche a vedere qualche concerto là, comunque nei centri sociali dove si vede la musica in un modo molto più nobile, a livello proprio più di arte, che è quello che è fondamentalmente. E c'è un bel giro, c'è un bel giro. Comunque Nord Italia Parliamoci vedo chiaro tante belle allora. band, vedo tanta gente che potrebbe benissimo stare all'apice e insegnare musica anche alle nuove generazioni. Più che insegnarla, fare apprezzare delle robe un po' più suonate, Sì, capito? sì, si sta tornando un po' allo Meno le cose strumento. plasticose, impacchettate, che non sanno di niente, capito? Sì, sì, no, lo sto notando anche io, soprattutto da quelli più giovani Sì, giovani. sì, sì. Ma ho visto, torniamo in tema però. Milano, tu ti sei trasferito a Milano, Sì. hai cominciato il tuo progetto musicale da solista, Allora, io sono arrivato a Milano che avevamo il progetto della vecchia band, che era i Royal i Royal Enemies. Enemies Abbiamo prima, sì. suonato un po' lì, poi eh, stavamo per entrare in dei meccanismi un po' più alti, c'è un po' delle etichette che volevano produrci, finché è arrivato una persona che voleva farci proprio da produttore, qua adesso non faccio nomi perché non è un grandissimo ricordo, nel senso Ok, che ha creduto in noi finché a una certa poi non c'erano delle garanzie che lui voleva da subito e in di voi, della pratica vostra magari sì, questi intenzione, singoli che avevamo creato, secondo lui poi alla fine non erano vendibili, quindi già dire vendibili era una cosa un po' che, too much. che già, cioè, è come se entri in una galleria pensando che alla fine troverai la luce perché dici cavolo questo produttore ci porterà avanti, poi invece arrivi a fine galleria e c'è è chiusa sta galleria, c'è solo un piccolo spioncino dove dire usciamo da quello spioncino e andiamocene a Mamma fanculo mia. perché è il caso. Quindi diciamo non abbiamo avuto un grande ricordo di quello che era una minima preparazione a quello che poteva essere prodotti da realtà più grandi, perché poi la band è finita lì anche non per litigi, ma perché si era persa un po'. Cioè, gli altri componenti saranno un po' demotivati. Io Dopo il invece quando momento. succedono queste robe qua mi fa l'effetto contrario. Penso che in realtà è il momento proprio per dire che non è una Spingiamo. persona a dire quanto io valgo, ma sono io a doverlo capire nel tempo. E soprattutto non pensare che un contratto andato male o una cosa possa, diciamo così, parlare di quello che tu sei e di quello che tu sarai nel futuro. Anzi, bisogna sempre rimboccarsi le maniche e ripartire. Anzi, sono anche momenti dove puoi scoprire delle nuove influenze, dei nuovi generi, delle nuove robe e dire
ma sai cos'è, adesso mi voglio buttare in un'altra roba. Infatti poi, quasi 2 anni dopo, ho tirato su questo progetto che è tuttora attivo, comunque non ho fatto uscire altro che Micali, Micali. il mio progetto solista. Era molto più incentrato sull'elettronica, perché io vengo da generi più suonati, rock, alternative, indie, quando ero un po' più pischello, metal, tutte queste robe qua. Però sono anche un amante, ho passato dei periodi che amavo molto l'house, mi piace molto l'elettronica, mi piace molto l'elettronica quando la vai a fondere con un progetto live, come magari Gorillaz, i Kasebian un periodo. Sei andato pure a studiare, Sì, poi vabbè, ho fatto appunto il CPM, che sono andato lì comunque, a studiare a Milano quello, i primi 3 anni, perché è un'accademia triennale. e ci mancherebbe quindi che poi non Quindi lì sperimenti. sì, ho iniziato molto a sperimentare, poi io sono un po' così, vado a periodi, ci sono periodi che mi piacciono dei generi, periodi che un po' li mollo, periodi che ritorno su un genere vecchio. E quindi sì, sono mega contento del progetto Micali perché comunque mi ha fatto sperimentare su robe che probabilmente non avrei mai fatto. Cioè, anche il video del singolo che feci Micali Soda, cioè sono io che ballo in via Torino, così è. Vabbè, figo, dai. Per me è stato molto figo perché in quel momento lì ti vai proprio a far scivolare ogni, diciamo così, giudizio, ogni cosa che tu diresti, "Ah, raga, sembra un coglione a fare E sta roba qua." invece, E invece quando poi parte la musica ti accorgi che non sei un coglione ma la tua vera natura. Cioè lì, tu lì dici quando sei su un palco e ti dimeni, scantoni. Poi magari al sei supermercato sono mega. un paranoiato, Sì, magari, magari mega timido, Certo, certo. anche con le persone che mi sono vicine molte volte sono un po' timido, un po' chiuso, perché ho questo carattere, che ho notato che poi quando c'è la musica di mezzo e suono riesco proprio Cambia. a. Infatti per quello io amo la musica, perché fondamentalmente ti mette a tuo agio. Comunque una cosa che dicono molti appunto Sì, artisti, sì. che la loro vera natura esce sul palco. Ti giuro che è una cosa che ho constatato molto negli anni. Infatti la domanda che ti fanno tutti è ma se suoni in un posto così grandissimo, come ti senti? Io mi sento meglio in un posto così grandissimo che suonare magari in acustico davanti a 5 persone, che lì mi piglio È male più perché male che dico, stanno li vedo tutti, Sì, cioè sì, sì. posso quasi sentire quello che pensano, Certo, capito? certo. Quindi sì. E Milano com'è eh, cambiata quindi, mo, allora, io ho passando vissuto a Milano. Da Micali, passando dopo ai Cracks, come Allora, ti è cambiata sì, poi questa... io a una certa poi ho voluto un attimo accantonare il progetto Micali perché mi ero accorto comunque che tutta la sponsorizzazione, la promozione di quello che potevo fare con Micali era etichettata su un genere come indie italiano, che io ho sempre odiato come concetto, perché fondamentalmente è stato non è un travisato quello che è il vero genere, senso dell'indie. Ed dà pure fastidio, perché se tu vai in giro a dire magari a qualcuno un po' più giovane di noi che non ha visto quei generi lì, gli Arctic Monkeys quelle robe lì, all'inizio, insomma, ma dice pure i faccio indie, Zen, Calcutta. ma no, no, Non è proprio così. Poi no, vabbè, no, per no, carità, no, 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 no. L'indie, cioè, capito, l'indie era essere indie è indipendenti, indipendenti, prima di tutto. autoprodotti. Però poi è stata anche quella roba lì di dire è indipendente, ha perso anche quel significato, perché poi Certo che l'ha viene perso. comunque collocato in un genere con determinati riff, con determinati ritmi di batteria, comunque. Sì, 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 quello Cioè è io sono andato a vero. vedere Morrissey da poco, a Milano, che vabbè è un pazzo, è un contraddittorio al massimo, un periodo è pro qualcosa, il giorno dopo è contro. Tipo Kanye West. Però mi ha fatto molto ridere perché lui durante il concerto a una certa dice in inglese, vabbè, ovviamente parli anche un po' l'italiano, ma è di quelli che dice ancora grazie. Madonna. Vabbè, ed è ogni anno qui, mica non riesce a dirlo bene. Vabbè. Volevo fa apposta. Conoscendo il soggetto è probabile. Vabbè, comunque dice, la gente ha sempre detto Morrissey, Smiths, voi siete indie, indie, indie. Io non sono indie, io sono sempre stato sotto le major, che cazzo indie? Grande. E mi ha Però fatto almeno- ridere perché ha voluto perculare due cose, sia quelli che non sanno cosa vuol dire indie Indie. come independent e indie come genere magari più musicale, ha detto con una frase proprio da tipico inglese un po' puntiglioso, bastardello, ha proprio smontato Sputtanato. un paio di robe, sì, appunto. Quindi sì, diciamo che, tornando al discorso Micali, era Sì, quello sì. che non mi faceva impazzire, perché ho tirato su questo progetto quando i numeri erano l'unica ragione di
cioè, l'unico obiettivo che gli artisti si ponevano nel mio genere. Erano comunque a cavallo gli anni quasi del Covid, cioè Sì, sì, è fine stato Covid quel periodo poi. lì, sì, sì. Ho fatto il primo singolo pre-Covid, post-Covid era nata la qualunque come i funghi di queste agenzie che promuovevano Sì, gli sì, artisti. nelle playlist. Anche lì sono un paio di inculate, lo dico easy, me ne sono prese, cioè ho Vabbè, pagato 300 euro ma una tu, ma pseudo-agenzia sai quanta gente? Ma stai scherzando? Ma che gente ci ha speso poi migliaia e chi migliaia di la portava soldi. avanti, poverino, ha avuto un esaurimento nervoso, ma proprio perché seguiva 1000 artisti per la Certo, gola di far soldi e poi le playlist facili. erano, che andavo a cercare erano gratis, quindi lasciamo perdere quello. Lì ho detto qua c'è qualcosa di malato Ma su certo, questa categoria musicale, ci quindi hanno anche fare mangiato. l'elettronica come piaceva a me, cantata in italiano, ho detto o veramente sei forte ad andare controcorrente, contro quello che sono tutte queste imposizioni del tempo, oppure fai un passo indietro e torni in dei generi dove queste dinamiche qua te le vai un po' a Contano togliere. molto di meno. Contano molto di meno, infatti il progetto Crex, come ho detto prima, nasce più che altro per una voglia di tutti i componenti all'interno della band di tornare a fare una roba un po' più suonata. Gli altri due componenti che sono Anselmo e Che Francesco, salutiamo. che salutiamo anche loro, anche Fabio. Speriamo di avervi qua. Speriamo di fare delle belle date in Sardegna che Sì, sì, ci ma ci divertiamo. organizziamo. E c'è del buon vino, ragazzi. C'è di tutto, c'è C'è di di tutto. tutto, c'è di C'è tutto. di tutto. Non ci dobbiamo preoccupare di niente. Niente, niente. Loro avevano già comunque un progetto che è attivo tuttora, che si chiamano Sargano, che è rock italiano, un po' Marlene Kunz, comunque molto bravi, la roba che facevano mega figa. Eh, Però anche loro volevano continuare questa cosa qua di voler suonare un progetto live, oltre al progetto che avevano già con i Sargon, volevano fare una roba magari cantata in inglese, un po' picchiata in certi momenti, perché a tratti c'è un po' un'influenza grunge, un po' stoner, cerchiamo di spaziare molto. Beh, sì, i brani, comunque io ho visto una bella C'è un evoluzione, bel po' di roba anche in nel tuo mezzo. cantato, Sì, sì, nell'ultimo, cioè vedo uno sviluppo. te Eh gusta, sì, sì, fa assolutamente, piacere. assolutamente. E poi l'intenzione di questo progetto era fare dei testi. Io sono sempre stato un po' contro i testi, non ti dico presi male, ma molto conscious, riflessivi, perché appunto nel periodo Miccali ero molto positive a livello di groove, di vibe, volevo sempre roba. Per me bastava anche tre parole in loop, fighe, che se la base era figa dicevi mica è Basta, figata basta sto che brano. balli, groove. Sì, mi piaceva molto quel concetto lì, un po' clubbing, però cantato, un po' magari anche Cosmo, quelle cose Sì, lì, sì, comunque sì. che c'era una buona presenza live. Invece adesso comunque i testi sono molto più maturi, la maggior parte li scrive Francesco, è il bassista che ha una buonissima penna, scrive veramente bene. Infatti l'ultimo singolo fondamentalmente parla della situazione attuale, che ci siamo, lo dice, I've had enough, ne ho avuto abbastanza, di tante cose, comunque della guerra, delle imposizioni, del dover rendere conto delle cose che fondamentalmente non sono obbligatorie, cioè, e soprattutto delle maschere che magari tutti noi in certe Sei costretto a circostanze mettersi. hanno o si mettono, comunque si cambiano Ma a Milano pesa fondamentalmente. molto questa cosa in confronto, in Allora, a parallelo con la Sardegna, ad Milano, esempio. guarda, io ti giuro, è una cosa che magari un olbiese può prendere male quello che sto dicendo, però io non vedo troppa differenza tra Olbia e Milano, perché Milano è una città che ha tanta apparenza, sta dietro a questa cosa dell'apparenza, l'ha persa un po' perché anche lì, giustamente, la gente dopo un po' non è scema, capisce che, soprattutto quelli che si affacciano ai 30 anni come noi, capiscono che tutta questa apparenza qua poi a cosa ti porta? Ad avere delle situazioni insipide, Relazioni non relazioni vere. non vere, la gente che comunque non ti porterai un domani nel cuore o comunque Esatto. Magari avanti, cioè scompare. io sì, io voglio delle amicizie o comunque delle conoscenze che a 50 anni magari vivo qua e dico ma venite con tua moglie Certo. o con i O magari figli, incontri e ti fa piacere bravo, e salutarli. continuiamo ad avere una bella relazione di Capito? amicizia, comunque dei bei ricordi. E Milano in certi ambiti, certe persone riescono, certe no. Poi ho 10 anni di Milano, certi momenti magari fa un po' più lo sborone, ci sta perché comunque Vabbè, sono andato a frequenti certi 19 ambiti, anni comunque. però sono sempre stato un po' contro questa roba Tu qua. sei sempre comunque tornato spessissimo qua in Sì, sì, Sardegna, poi quindi il fattore di Olbia che dicevo è quello, perché Olbia ha tantissimo potenziale, però sembra che si stia più attenti a giudicare quello che fa il prossimo
senza magari aiutarlo, senza magari supportarlo. Non c'è comunità magari da Non quel c'è punto di vista. comunità, purtroppo Vabbè, ma Olbia ci è... fanno un baffo in tanti posti, ma No, veramente a livelli ma assurdi. Olbia c'ha un problema enorme. Potenziale c'è, perché comunque è una bella città. Ma Olbia c'è un problema enorme che è cresciuta negli ultimi 20-30 anni appresso alla Costa Smeralda. Sì, poi come hai detto Tutto- tu, bravo, ci siamo sempre relazionati comunque con persone di fuori che, vedendo comunque la tipologia di turismo, l'offerta che c'è, molte volte sono persone, quelle che vengono a volta loro insipide, perché Certo, tu ti fai un certo. giro nella costa, chi becchi? Becchi imprenditori romani, milanesi, PR, queste cose qua che, con tutto il rispetto, ma non sono sicuramente le persone con cui puoi farti 3 ore di chiacchierata in un bar. No, Cioè, no, assolutamente no. sono le solite robe standard da turista. Ma perché vogliono fare business. La cultura lasciamola da parte tutta l'estate che tanto Ma non ce ne sanno frega un neanche, cazzo. non sanno neanche dov'è la Sardegna, magari, nel senso proprio Quindi, geografico. sì, Quindi... per quello ti dico, non c'è troppa differenza. Io infatti la vedo sempre un po' la Milano della Sardegna, Olbia, come mood. Ed è un peccato, Ed è perché un comunque peccato, perché io, sei in io uno dei voglio un bene posti più nell'anima dopo, perché è belli. la mia città e sono nato qua, un domani probabilmente potrei anche vivere... Cosa ti servirebbe? Questa è una domanda che ci tenevo a farti. Cosa dovrebbe cambiare? Non per tornare, vabbè, ovviamente a Olbia, ma Sì, sì. cosa dovrebbe cambiare per te in Sardegna per farti tornare qua a vivere, a puntare sulla musica, a Allora, ad puntare... Olbia mancano... Devono investire di più sulla cultura, perché comunque ci sono tanti ragazzi che si danno da fare, ci sono tanti ragazzi che si creano comunque delle piccole realtà che tirano su. Cioè, ho visto che adesso anche ha aperto un circolo lì in via Vittorio Veneto che sta iniziando a fare degli eventi No, non lo conosco. su Entu. Ah, Non su so Entu se il Lab, circolo su Entu Lab. comunque... Stanno iniziando, sì, loro sono giovani. comunque sono tutte queste cose qua devono nascere e non devono essere contrastate in primis dal comune e in secondo piano dalla burocrazia italiana, da quello che sono i costi dietro, perché comunque se fosse lo Stato magari un po' più gentile con chi si adopera a fare queste cose qua, che alla fine stanno sponsorizzando un territorio, sponsorizzano la cultura di uno Stato, stanno crescendo una generazione di persone Guarda, che hanno voglia di cultura, non che è male quest- c'è, vanno no, aiutati. ma non è questione, sì, la E poi lo verità. Stato in primis deve creare delle cose, perché in Ma è Italia una questione sì, ad di Olbia non c'è mentalità. un teatro, È non una c'è un posto, non vabbè, c'è un in anfiteatro. Sardegna non c'è un posto che possa ospitare un concerto grande. In Sardegna. Cioè, quindi non è solo purtroppo un problema limitato a Olbia, che però con Red Valley avrebbe potuto cercare di arrivare a degli accordi che potessero garantire, perché all'inizio si era proprio paventato, costruiamo un'arena per il Red Valley e poi rimarrà. Il discorso Poi, del Red Valley poi è che è per i in turisti. che periodo lo fanno? E per i turisti, è quello che ti volevo dire anche Ferragosto. questo. Ti volevo dire questo. Ti guardi la E top per il- 20 artisti italiani, sono tutti dentro al line-up è una Ma certo, è ma una certo. scatola per fare soldi E estivi. certo, e basta, e Purtroppo basta. di sicuro non ci possono chiamare a suonare i Public Image LTD, cioè, capito? Di sicuro Ma neanche... Johnny Rotten non no, lo vedi sul no, palco di, capito? no, ma proprio non è quella l'intenzione, ovviamente. È Capito, cercarsi quindi- di accaparrare i turisti romani, milanesi, tedeschi, perché poi emettono appunto Infatti- The Wit, Bravo. capito? Infatti chi si lamenta a tal proposito... Allora, io sono uno che capisce anche queste dinamiche qua, perché tu al Ci Red manca. Valley, con un'arena così grande, è ovvio che non potrei magari chiamare un artista che magari va all'estero, però qua non va tanto. Quindi lì chi critica, perché io vedo anche i commenti, ma fate suonare band locali, quello là, che ci sta in apertura sarebbe una cosa nobile da far Beh, fare. Sofia Murcia ci ha suonato quando hanno fatto il primo contest, che io avevi ho partecipato anche tu, mi anch'io. ricordo. Non sono riuscito a passare, però Aveva vinto Sofia, mi pare, sì, basta. c'erano- E poi non è che l'avevano fatta suonare ai c'erano 4 dei del bravi pomeriggio. artisti, sì. Cioè, comunque, capito? Non è che gli hanno dato tutto quello purtroppo spazio. è proprio prassi di festival, a meno che non No, vabbè, Red Valley è atroce per questo, perché mettono appunto artisti che magari alcuni mi sarei andato a vedere pure io, Sì, lo però so. poi non sai a che ora verranno e tu ti devi andare lì a Cioè, spendere un rene. lo so. Infatti io chi critica, chi Non è avanza accessibile. richieste del genere, gli dico guarda, dovresti farti un corso accelerato, ma anche di un giorno, di come funziona l'imprenditoria in certi campi.
Non puoi, E non è per essere no, ma non cattivo puoi. né voler ammazzare l'arte che Ma non fino ad ora c'entra hanno voluto niente. elevare, No, però non c'entra niente con Red Valle. Bravo, è Stiamo parlando di quello. un'altra cosa, capito? Io quello che ti voglio dire è che c'è una grande speranza a livello di concerti in Sardegna, ma non c'è nel nord della Sardegna, perlomeno nella nostra zona, perché siamo troppo attenti a quello che deve piacere al turista. vedi? Esatto, Ed è sono un problema d'accordissimo. questo, perché non possiamo vivere solo di questa mentalità qua. Ma anche lo Dato che stesso Olbia sta appunto, diventando grande. lo stesso comune, capito? Mo, adesso stanno cominciando a elargire fondi appunto esclusivamente per fare eventi al di fuori della stagione estiva. Meno Che male. succede Meno però? male. Sì, sì. Che succede? Come appunto, che succede? Che fanno? Vanno a prendere, che ne so, qual è l'ultimo giorno che considerano stagione estiva? 20 giugno, 19 giugno, lo famo a 20 giugno, 19 giugno. Quando è l'ultimo giorno? Il 5 settembre? Lo famo il 5 settembre, lo famo il 6 settembre. E questa è una cosa che appunto toglie spazio a quello che potrebbe essere invece magari una fruizione degli eventi tutto l'anno, perché qui parliamo, se chiaro, a ottobre, novembre e a ottobre ormai non più a causa del clima, perché comunque fino al 31 ottobre ti fai il bagno, quindi ancora bene o male la stagione va. Infatti Sì. autunno in Barbagia comunque Sì. già Che vedi, già comincia. come iniziative. Ma sono già Meno diventate. male che ci sono. No, perché sono già diventate nel giro di pochissimi anni, ma davvero pochissimi anni, un qualcosa che da che erano i sardi che finalmente potevano girarsi i paesi. Vengono da fuori a farle. Non solo vengono da fuori a farle, è diventato appunto la sponsorizzazione immediatamente a chi c'ha il soldo, dice io mi faccio una settimana in Sardegna a ottobre che spendo un cazzo. E praticamente ci sono stati già vari casi dei paesi che dicevano non veniteci, perché il paese non può supportare tutte queste persone. Come se a Berchida venissero 20.000, 30.000 persone. Diventa un po' un No, la casino. gente non poteva uscire da casa, la gente non riusciva a uscire dalla propria casa. Ci sono stati proprio i problemi di ordine pubblico, perché appunto a Conte Sapertas venivano proprio l'ira di Dio dei turisti e non era. Scusate, sentivo voci in lontananza, però venivano miriade di turisti. Qualche organizzatore del Corte Zappa Che sta dicendo fatta cazzo, fatta cazzo. qui che ci porta soldi. Comunque, a parte questo, tornando ai Grex, perché ne voglio parlare abbondantemente, quando nasce la formazione, perché nasce, quindi per l'esigenza l'abbiamo detto, Sì. il nome, e voi comunque vi conoscevate, c'era già questo progetto degli altri ragazzi cantautorato italiano, Sì. però poi alla fine avete cominciato quasi subito a fare live, a pubblicare. Allora, noi i componenti all'interno della band inizialmente era un power trio, eravamo io, voce e chitarra, Anselmo Bonamici batteria, Francesco Scartozzi basso. Niente, vabbè, praticamente noi abbiamo voluto prenderci un po' un periodo per fare prove. Ti parlo di 2 o 3 mesi abbondanti, così per far tirar fuori i brani, per trovare un'alchimia in studio. Come si fa? Come bisognerebbe giustamente fare, perché è inutile andare in studio se. Poi io venivo da un periodo dove comunque la musica suonata un po' l'avevo, non dico abbandonata, più che altro la chitarra, perché producevo tanto con le DAW, comunque col computer, tastiere, eccetera. Quindi sì, ci è voluto anche un po' di tempo per, diciamo così, riprendere l'uso della mano, Certo, perché certo. non ero più abituato come prima. Sì, quindi nasceva come power trio, musicalmente parlando non c'era una direzione precisa, l'abbiamo presa piano piano, con le influenze di ognuno. E ora si è aggiunto Fabio, ma la volta che lui è un altro chitarrista è stato appunto preso per riempire degli spazi dove comunque la chitarra era carente, poi anche perché comunque essendo molto bravo la chitarra era adatto comunque al progetto, secondo noi poteva portare molto. Infatti per le versioni live i brani sono un po' cambiati, anche grazie a lui diamo degli arrangiamenti un po' più live. E le influenze, bene o male, Allora, influenze le avete portate tutti? le abbiamo portate tutti, sì. E quale, se vorresti fare qualche nome appunto anche per il pubblico del Sardinia Music Podcast? Sì, vabbè, farò dei nomi molto mainstream così Sì, possono vabbè. capire tutti. Royal Blood, batterista, lui è mega in fissa. Queens of the Stone Age, che li ho citati già 15 volte oggi. In Heaven Enough si sente comunque Sì, molto, sì. secondo me. Poi c'è anche una buona fetta di parti melodiche, un po' indie rock, un po' anche
I tra Neyman, virgolette, Brit sì, rock, i sì. Neyman molto. Poi il bassista comunque, a lui piace anche molto l'industrial rock, l'industrial metal, infatti anche molto il grunge, tutta quella roba lì, penso comunque l'abbia portata molto lui, perché io non sono mai stato fan a livelli proprio Degli Alice in sfegatati del Chains grunge. o Non di mi fanno Nirvana. impazzire loro. Nirvana molto di più. Vabbè, Vabbè, Alice in ma Chains è più particolare, forse secondo dopo un po' me. mi stufano, però so che sono nell'Olimpo, Eh non, sì, non li Alice in possiamo Chains non si toccare. possono toccare, i Alice in Chains. No querele, No, vabbè, please. io non sono strafan, quindi puoi No, no, però toccarli li quando ti apprezzo, pare, puoi certo, toccarli certo. quando ti pare, qua si Fanno può fare cagare, tutto. porco di Hai notte. capito? In the box ci stai te. Poi c'è Fabio, il chitarrista, che lui viene comunque da un mondo un po' più punk pop, punk rock, poi non proprio, perché comunque è anche un progetto dove fanno interamente gli album dei Pink Floyd. Mm. È un bravissimo turnista, lui suona Ok. anche in altri progetti, ha fatto anche lui il CPM chitarra. Francesco ha fatto CPM lo stesso come me, ingegnere del suono. Vi siete conosciuti quindi, vi conoscevate già Ci da siamo prima, conosciuti dalla scuola lì, dall'università? lui ha suonato con me nel progetto Micali, Ah, anche lì ha curato testi, arrangiamenti insieme a me, abbiamo fatto live assieme. E poi nulla, adesso questo progetto qui è arrivato al terzo singolo e adesso stiamo registrando tutte robe nuove, stiamo facendo i primi live, perché noi abbiamo fatto qualche mese fermi perché io ero per situazione familiare, una cosa che purtroppo ho dovuto vivere, da me ad Olbia, quindi facevamo a distanza quel che si poteva. vabbè. Capitava che salivo, riuscivamo a fare qualche contenuto per i reel di Fortunatamente pubblicazione. adesso un po' a distanza si riesce a fare comunque Sì, anche sì, se si sì, riesce a sì. arrangiare Guarda, a anche distanza riesci a fare quasi tanto, però è tutto. importante la fase iniziale del gruppo, perché là devi Vabbè, quello è un altro, creare il tutto, alchimia. bravo, devi creare Sì, quella sì, roba là che anche a distanza riesci ad affrontare senza dopo sì, problemi. sì. All'inizio è No, un ci po' vuole, è tostina, necessario, altrimenti appunto quello è il percorso che dovrebbe farne, capito? Si sta bravo. anche tornando alle band, che è un tema Poi a voglia, poi ne importante. parleremo, ti dico un po' quel che vedo io di ragazzini a Milano e c'è speranza, dai. Per quanto mi riguarda, state secondo me avendo singolo dopo singolo un'evoluzione in miglioramento. Ci sta, Ci mi sta fa mega nettamente. piacere, grazie. Cioè Molly, Man e poi Even Enough, vedo anche appunto, te l'ho detto prima, un approccio anche diverso, oh, vabbè, tu ce l'hai A magari nelle livello di corde, cantato, a dici? livello di cantato, e anche più magari conscio di quello che puoi fare all'interno di Sì, quel sì, tipo di sì, poi contesto, piano piano visto riesci che venivi, come hai detto adesso, da da roba più comunque elettronica era e prima. periodi anche appunto di accantonamento magari, Sì, sì, di sì, quel sì, tipo a voglia, di... sì, sì, ci sì. vuole tempo, ci vuole Ci vuole tempo. tempo, poi il discorso nostro è che, come penso tutti, la maggior parte dei musicisti che sono ai nostri livelli, a casa il pane dobbiamo comunque portarlo in qualche modo, quindi la musica non è l'unico lavoro Purtroppo che, no, certo, anzi al momento non è neanche un lavoro, è proprio una passione, portato avanti con sacrificio con magari, sacrificio perché ci sono spese dietro, impegno, i cioè... cachet quando sei emergente sono sempre più bassi perché è difficile trovare locali che non facciano DJ set, perché DJ set fa fare più introiti, insomma. costa di meno. Costa di Invece meno, portare 5 persone che appunto capito? ovviamente Invece dello meritano. sbatti che hanno delle band, soundcheck, Anche eccetera. questo è vergognoso, È cioè io vedo vergognoso, fare sì. DJ set di merda da gente che si collega fra un poco Spotify, Sì, capito? sì, sì. Cioè, non vorrei citarlo, quello per dire, uno che ha messo musica pochi giorni fa in un evento pubblico che mi ha fatto smadonnare, che passava da 160 bpm a 70, mixandolo malissimo. C'è una roba, ti giuro che io che ero quasi imbriaco me ne stavo per andare e non lo citerò, però questa roba qua, capito? È... Portava a mezzo alla 80, così almeno era No, dimezzato no, ha e fatto proprio andava a un tempo cambio, almeno. pazzesco, dovrei dire pazzesco, in Sono cui proprio... Dai che te lo tutti rinfresco, o è DJ, sono. sporco, No, c'è no, no, roba. mi sembrava ci fosse un moscerino, ma anche se fosse Ce lo proteine beviamo. buone, naturali. No, niente, quindi sì, progetto, io sono mega contento, anche perché ehm, Vabbè, è state approcciando ai così, primi sì, ci live, stiamo approcciando divertendo bene, comunque. divertente, abbiamo comunque degli amici che vengono spesso a vederci, una prima fanbase si sta creando, dai.
che è la cosa più importante, come dicevamo prima, appunto. Sì, anche perché sono loro che ti fanno andare avanti, perché Come dicevamo prima, appunto, il Tony Efferi annulla i concerti, capito? Perché comunque i numeri annulla non perché sono non vende tutto. biglietti. I numeri non sono tutto. E I invece numeri lasciamoli ai commercialisti che ce li devono analizzare. Esatto, esatto. C'è un bellissimo gruppo di Roma che ti consiglio che si chiama i Bobby Francis Party, che dice in un pezzo che si chiama Mortacci loro, ma un pezzo, guarda, questi sono dei geni. Se te parlano dei pill, fate il segno della croce. Ma proprio in un pezzo, guarda, che poi te lo Se parlano mando. della band, allora si possono ascoltare. Dai. No, la band è tantissima Tra roba. l'altro suonano a Milano, vabbè, sono belli vecchiotti, però. Chi? I Public Image LTD Minchia, di Johnny minchia, Rotter, minchia, John tanta Lydon. roba, tanta roba. Te lo so che davanza una cartina corta. Ma sai che non ne ho? E allora finite. stiamo una merda quanto a cartine, mi sa. Sì, comunque è questo. Comunque sì, no, prima mi chiedevi di Milano. Milano è una bellissima città, per carità, dà tante buone opportunità, ti fa crescere, però su certe robe non è l'Eldorado che tutti pensano, anzi più delle volte è molto selettiva. Devi avere un po' di budget in certe circostanze proprio per far valere la sì. tua personalità, perché non basta essere carismatico, bravo. Ma ci stanno le agenzie che ti fanno praticamente suonare. Devi avere un po' di fondo. Ci fanno agenzie che ti fanno suonare ogni settimana, un po' dove cazzo ti pare, basta che paghi. Io ho visto Sì, questo. vai, quelle dinamiche esistono, ma guarda, ti dico, non è bellissimo come cosa da fare, però ci sono dei festival, non solo in Italia ovviamente, ma in Europa, in tutto il mondo, che danno sempre degli slot di apertura per band che vogliono pagare quello slot per aprire magari Certo. i Blink 182. Ma Magari fai punk pop e Cioè, puoi aprire loro, questo no? da parecchio ormai. Da una vita, infatti non sto dicendo nulla di nuovo. Ci sono dei casi dove quell'investimento lì può aver senso, anche se dà un po' fastidio pagare per suonare, però lì stai pensando a un progetto comunque in modo manageriale, imprenditoriale, perché sono degli investimenti che tu vai a fare che ti danno delle grandi chance. Altre volte c'è gente che paga per suonare anche in situazioni che non ne vale la pena e tu dici lì sì che mi stanno pigliando veramente per il culo. Ma quello può essere che si rischia che sia la maggior parte dei casi, E ce ne sono tanti. capito? Guarda, io Alla vedo fine anche tante se- band che sportano tutta la strumentazione da casa per suonare i locali che fondamentalmente sono anche muniti di una backline, di una strumentazione. E lì è una presa per il culo grande, perché io arrivato a 30 anni, tanto per fare il suonare, non voglio andare in certe situazioni, perché ti dico, No, ma giusto. non posso No. stare a perdere tempo. Ma l'arte dovrebbe essere più rispettata da quel Sì, punto poi ti di vista. dico, capisco se non mi puoi dare troppi soldi, perché magari No, si parla di un no. locale che non ha No, delle grandi ho entrate. capito, però dipende. Però dipende. Però non siamo stupidi, Tornando- capito? Quindi tornando- dopo che ti portano magari tante persone che Hai consumano, capito eccetera, che bevono. un po' di bello, quell'investimento fammelo rientrare, capito? Perché te l'ho portato bello. io. Questi amici miei bevono, non E è per soprattutto non mi dire chiacchierare. quanta gente mi porti, perché già lì Anche lì vuol è dire che non ridicolo, fai suonare no. molta gente, È vuol dire che non sei ridicolo. abituato. Esatto, vuol è dire già che, un brutto segnale. vuol dire che il locale tuo che voto e quindi Sì, lo vuoi riempire. investi tu sulla tua pubblicità, che io non siamo una società assieme, che cazzo vuoi? che eres. Quindi questo ad esempio ne voglio parlare per ritornare alla Sardegna, che nella stagione estiva praticamente diventa un posto in cui solo le cover band riescono a suonare, o progetti che devono essere votati al turismo, e di conseguenza tolgono spazio ai progetti emergenti, a progetti appunto Gli inediti, di inediti. vendono sicuramente meno, attraggono meno. È perché tu devi portare una clientela che non ha bisogno di... Io ti giuro... che non vuole scoprire, vuole solo stare lì a bere. Sì, ti giuro, meglio di far parte di una cover band come quelle che vedo a Olbia. No, Smetto di non mi far fare dire musica, qualcosa che mi fa bannare da YouTube. Smetto guarda. di far musica, mi do all'ambient stile Boards of Canada e mi chiudo in E casa. basta, E sì, sto sì. così, e mi va benissimo No, così. puoi venire qua in campagna anche. Ci vediamo Tanto facciamo qua, un bel facciamo DJ set. studietto. Sì, sì. Sì, Ci no, sarà, è ci un sarà. concetto che io non... No, ma per Posso tornare... essere buonista in certe cose, come ne parlo, ma su questo proprio ti dico... Che cazzo di senso ha? Preferisco il DJ set a quel punto. A quel Me le punto metti sì. tutte, una Sì. scarrellata. Non perché ti prendi il tanto- merito. Bravo, non ti Non ti prendi il merito. Non vivi nell'ombra di uno che si è fatto un culo così per Si scrivere è quel brano. drogato, si è drogato. Si è drogato, c'ha Ha perso fatto- organi, Capito? trasfusioni. Oh. Capito? Per E scrivere arrivi qua tu roba e là. ti pigli, poi ti spendono pure un botto. Capito? No, è quello che mi Anche fa rodere il 1500 culo. euro a band, Mi fa 2000 rodere euro il a band, culo, capito? minchia. Mi fanno davvero schifo, non solo. E mi fanno schifo poi quelli che poi vanno a dare magari 100 euro, 150 euro alla band di inediti
inediti, solo perché magari appunto sì, non te conosce nessuno, ma grazie al cazzo. Guarda, io infatti passerò per antisociale per quello che dico, però anche il pubblico medio delle serate dove c'è karaoke lo odio perché No, è vabbè. palese che fanno finta di essere felici e mi ricorda un po' quando Vabbè, io perché vado al il nostro carnevale, pubblico, il nostro ai carnevali. pubblico è un pubblico serio, quindi non No, diventerai... no, per carità, non... Quindi sarei molto apprezzato per quello che sei dentro. Sì, no, ma me lo immagino, sicuramente non è un'intervista dalla D'Urso, quindi... Anzi, l'hanno pure tolta, quindi non No, ci infatti. può... Anzi, No, però è giusto chiama così. l'intervista da qua e chiedere perché la vogliono per far lavorare, no? No, a parte gli scherzi, odio veramente quel tipo di Serate. clientela, quel tipo di gente, perché è gente che si accontenta del Cantare gli poco che 883. c'è, dopo che si potrebbe avere molto, ma molto di più. Sono d'accordo, sono Cioè, d'accordo. dai, che palle, io poi rivedere le solite band, cioè loro giustamente suonano, fanno Sì, ma i sono loro dopolavoristi, soldini, come però- dice Montanini, che ci ha fatto, c'è Basta, Montanini, basta, raga, c'è Madonna. un stand-up comedy, Montanini ci ha Lui fatto un è pezzo bello- su sta roba, sulle cover band. Ha Lui, detto lui proprio, non la manda a cazzo, dire, fa bene, siete è dei, grande. siete dopo dei lavoristi, magari siete appunto dentisti. Sì, è tutto così semplice, capito? che è quasi una presa per il culo per chi si impegna a fare dell'arte Ci un credo. proprio linguaggio, un proprio modo di esprimersi. No, arte, arte, bastava bravo, quello. tu che arrivi e mi fai bandiera gialla o bandiera gialla, sì, che mi fai sti cazzo di bravi ogni volta, cosa c'è da esprimere? Niente. Cioè stai facendo entertainment, Sì, quindi sì, chiamiamolo entertainment, però non dovrebbe diamo avere di meno troppo- spazio, Bravo, diamo capito? spazio anche un po' Mettila di... su a Grimaldi quando devono attraversare i turisti. Che poi voglio fare anche un discorso easy. Quanto piglieranno? 1.500 euro, 500 euro per fare questa roba qua? Chiama 500, cioè 3 band a 500 euro, tra 3 band un po' di gente te la porteranno. Quindi se vuoi proprio fare quel E qual è il discorso, problema, almeno c'è Michele? la varietà e dai No, spazio qual ad è il altri. problema, Michele? Che lì però è sia il baretto in spiaggia, e sia, e qui torniamo Sì, è il pubblico che soprattutto... vuole quello. No, però. non è il pubblico, è che il costo. Io appunto, cioè io ci vado, tra virgolette, non ci vado assolutamente, però sono capitato negli anni. Sì, vabbè, io ci capito. Poi Ci capiti. odio quel tipo di roba, Però ci però capiti, ci capita. amici, Comunque i miei saluti, amici, bla bla passa bla, qui, e bla bla vediamoci. bla. Però ci capiti lì a roba, però è una birra spillata male, ti costa 7 euro, 8 Beh, euro. sì, sono ambiti- Di conseguenza ambienti così. la band che dice appunto io ci vado a suonare a 500 euro, prima non la chiamano perché la gente probabilmente che ci viene di pubblico non ci verrebbe in alcuni posti, se sono soprattutto ovviamente vocati esclusivamente al business, perché poi che succede? Che tu appunto la band la paghi 500 euro, ma se metti i cocktail a 15 euro, a birra a 7 euro, quei 500 euro ti sei rifatti in 5 minuti. Di Sì, conseguenza tu ci hai guadagnato una percentuale enorme in confronto a quello che hai pagato, che è la serata che ha portato quel tipo di guadagno. E quella è la cosa che fa schifo. Sì, cioè, infatti- capito? Io faccio un fatturato dei 20.000 euro a serata e a Non è- band la non è- pago 500.000. Non è assolutamente giusto, però anche lì Poi c'è tutto il inviterei business. le band che vogliono proporsi a non proporti neanche questi ambiti qua, quindi esatto. evitali... Lì c'è un discorso però evitali proprio da lontano. Però vuoi mangiare, ho tanti amici che appunto stai cose le fanno, capito? E ti giuro che non le vorrebbero Io fare. preferirei fare altro, sincero. No, loro fanno anche altro. Fanno No, ma proprio ovviamente fare altro, non arrotondare con la cover band. Faccio ma se non solo c'hai altro. ma se non c'hai le spalle larghe, arrivato ai 30 anni, come cazzo fai a campare? Vabbè, guarda, è più facile trovare un lavoro base che girare con le cover band. E fino. però, da fare il però non da te fare per- qualsiasi lavoro e facilmente però, trovabile, barista, ho capito, cameriere. ho capito, se vai a fare 8 ore, 10 ore di servizio, tornare e andare a fare suonare, ti No, viene no, meno. infatti dico, non suonare proprio se vi fate la cover ok, band, basta. arrotondare No, il io non lavoro e parlo basta. no, io non parlo della cover band, parlo magari appunto dei progetti che vengono lì è un chiamati in sacrificio, costa, certo, no? in Lì cui ti diventa chiedono di fare Marisol, ti chiedono di fare jazz, ti chiedono di fare Eh. standard, che per me non so cover band, però porco dinci quasi è Vabbè, lì quello. è già un po' diverso perché bene o piano male, bar, di sicuro capito? è un ambiente un po' più Pettinato, dici, più carino, no? nel senso perché se non mi canti Vatussi con la rock band, cioè con la, No, non parlo di quello adesso, se fai esatto. soul, Parlo jazz, del soul, del che jazz. sia anche improvvisazione, lì ti dico fallo perché comunque è un genere Quello che ti parlavo, piace, sì, adesso lì, è in quello. sì, Però quello sì, ma assolutamente. comunque togli spazio, cioè lo togli so, spazio lo so. agli stessi loro che magari Lo avrebbero so. fatto i loro inediti, capito? Certo. Che conosco tantissimi artisti Ma che ce n'è tanti che in sono costa sprecati, minchia, che li vanno, vedi. fanno le stagioni
e facendo tutta la roba Poi c'è inedita, anche- non gli viene richiesta. Eh sì, Non c'è gli anche da viene dire richiesta. che anche il contrario molte volte, ci sono tantissimi artisti bravissimi a suonare, ma gente che non gli interessa scrivere, comporre, non gliene frega proprio nulla a certi. E ne ho Quello è conosciuti, vero, ne ho quello è conosciuto vero. tanti che non hanno proprio l'intenzione di scrivere. A me non Ah mi sì, ne interessa conosco scrivere. tantissimo. Andiamo in quei posti loro allora. Esatto. La verità, io non voglio essere buonista, capito? È No, giusto non c'è così, bisogno di è essere, giusto così. tanto non ci perdono anche nulla col gruppo perché tanto uno non ci vogliono in quei locali, due non ci proponiamo, quindi non c'è nulla a È perdere. un nel dirlo. peccato, prima cosa... Magari si offenderanno quelli che hanno le cover band di Peggio per Olbia loro, o no, che, non me ne che frega mi un conoscono per quello che cazzo. dicono, Non me ne frega un cazzo, ma non hanno saranno poco da mai... offendersi perché non mi vedono neanche là come pubblico, quindi No, a no. prescindere è risaputa, E poi, cioè, penso che lo e poi tanto di capiscano, no? giorno fanno i dentisti, queste robe Sì, qua, gli infermieri, fanno lavori che non sono arte, quindi la loro verità è quella, nel senso, sì, è fanno... più hobbistico sicuramente, È più ovvio, è ovvio. arrotondamento, perché Guarda, poi ti ti mando... fa anche una bella fracca di soldi se trovi le adatte giuste. Sì, ho capito, però secondo me No, de fegato stanno male. e non solo. Non solo. Aspetta, torniamo a qualcosa di personale che stiamo, secondo me, Dai. stiamo finendo. Vabbè, intanto prima cosa, i cracks dove preferisci che vengano ascoltati? Nel senso, questa è la domanda che facciamo a tutti gli artisti che vengono al Sardinia Music Podcast. Al di là, visto che abbiamo parlato tanto dello streaming, Sì. dei danni, dei social, se voi avete canali preferenziali per ascoltare i cracks Allora, canali preferenziali a livello online. online, Al momento è fisico non possibile, avete fisico ancora no ancora. nulla, ok, per Un adesso. domani di sicuro faremo copie fisiche, penso vinili. Puntate perché vinili e CD? Vinili, CD, secondo noi. Guarda, stanno tornando in auge i CD. Poi sì, ho notato anch'io perché becco anche molte pubblicità che stanno iniziando a vendere i nuovi lettorini, quelli portatili. Stanno tornando in auge. C'è il revival che purtroppo il capitalismo non, Sì. non sa più che inventarsi, È quindi vero, è vero. ciclicamente ci ritorna tutto. Ora Tipico. ritornerà ad dubstep, A vedrai. voi. Ma Guarda, previsione. tornano sempre le 2 cose. anni Ogni e 10, torna ad 15 anni dubstep. inizia il ciclo di. Sì, del revival. Sì, allora ti dico, come ascolto, al momento Spotify l'unico ascolto è YouTube, E perché YouTube. ovviamente c'è anche Amazon Music, comunque tutti i distributori Digitali. Ok. Poi dal vivo, raga, venite ai concerti. Esatto, la cosa più importante. Venite ai concerti perché questi generi musicali talvolta in studio hanno magari una dinamica, dal vivo hanno una dinamica così diversa che eleva così. quello che è il brano il più delle volte. Io vedo tante band noise, showgaze, comunque quei generi lì, e talvolta in studio il brano è bello, dici che è figo, però poi lo vedi dal vivo e dici che è bomba. È così, è così. Ed è bello, vabbè, poi live è sempre stata la cosa più bella in tutti i generi, non c'è un Vabbè. genere dove dici non è bello vedere dal vivo l'artista. Mi hai fatto pensare a una cosa di cui non abbiamo parlato, che era la domanda, una che la facciamo ed è l'ultima. Devil Kiss, ieri e oggi. Allora, Devil Kiss nasce. Io ero molto piccolo e ricordo comunque che ai tempi era una sala slot, se non erro. Ok, tanti sì, sì. anni fa. Sì. Comunque un bar normale, cioè quella zona lì di Olbia non era il top al tempo, perché comunque c'è il canale chiamato Canale Zozzo di Olbia, che è lì davanti, ed era una zona un po'. Comunque anche il parco non era granché a tempi, poi è stato rifatto, hanno un po' abbellito tutta la situazione. Devil Kiss ha in mano una realtà con una grande storia, perché comunque io per esempio lì vedevo la band di Salmuted Gain, piaceva un sacco, ero ragazzino, mi ricordo che poi io a volte ero uscito proprio dalla finestra di casa mia a piano terra, facevo finta che stessi dormendo per andare a vederli, perché non potevo ai tempi 14-15 anni. Io mi ricordo. Bellissimo, una volta stavo pogando dentro il Devil, becco sta mano da dietro che mi piglia, quello era mio padre. Che cazzo stai facendo? Ricordo bellissimo. Allora, io penso che il Devil Per Kiss. tornare ai live, appunto. Penso cioè, che il Devil Kiss adesso stia riprendendo un po' a fare esibizioni, a dare anche spazio a talenti, a giovani artisti, anche da fuori, perché vedo comunque che portano anche band da fuori, quindi quando volete veniamo, ragazzi. Dai, La cosa Simone. che dico è sì, che di sicuro il Devil Kiss ha voluto cercare di ampliare le vedute a livello gestionale. e imprenditoriale, cosa che comunque non va assolutamente demonizzata, non bisogna dire che non è giusto, perché
Diciamo una che certa uno quando vede dei risultati è anche contento che siano il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che è riuscito a fare. La cosa che però dico è che, dato che comunque è un bellissimo palco, è un bel locale, sono comunque bravi loro nel gestirlo, c'è una storia, dovrebbero magari secondo me, dare molto più spazio ai live importante. band Sì, e sì. meno ai DJ set, perché comunque vedere spesso i DJ set commerciali al Devil un po' ti dico mi è Però ti devo essere dispiaciuto. sincero, io Però sono scelte che ognuno non è prende, ci questione più che mancherebbe. altro di scelte, è questione che a un certo punto, secondo me, arrivi anche a essere obbligato. Bravo, Perché quello ti volevo dire, io ho perché visto quando tante tu band. ampli devi anche capire che il pubblico che arriverà non sarà quello che tu avevi prima, lo Esatto, perderai, perché la differenza, ne loro, otterrai loro nuovo. hanno sempre spinto la musica. Sì, sì, è E un io punto però di mi sono riferimento ritrovato, comunque. ti giuro, a vedere concerti, dei concerti della Madonna, con tutto il bar pieno, 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 pieno zeppo, ma mentre suonava la band, davanti vuoto, con appunto Simone che si stava a guardare il concerto, giustamente, e il pubblico però che stava Lì, fuori a bere. e lì E visto i Wild Bloom, che verranno poi anche al Sardinia Music Podcast a giugno, ritorneranno qui in Sardegna, un gruppo di Roma, cazzo, della Madonna, ma forti, forti, forti. Oh, davanti non c'era nessuno, c'eravamo noi, Simone, il discorso due è altre che persone. quando magari, appunto quello che ho detto prima, dei DJ set, delle band, quando crei una direzione artistica o comunque delle scelte troppo diverse tra di loro, inizi comunque a ottenere più che fanbase, un pubblico, una clientela che non è più targetizzato come era un tempo. Certo, Perché comunque certo, se tu fai DJ set di musica puramente sì, commerciale, sì, anche a tratti anche techno, certe volte ho certo, sì, visto, sì. ovvio che attirerai e farà gola a quella gente che ascolta e predilige quel genere lì. E quando poi magari capita il concerto rock, quella gente lì è totalmente disinteressata. Quindi a livello imprenditoriale, a livello comunque di creare un bel flusso di gente, di sicuro ha vinto, perché lo vedo in salute, nel senso ci va molta gente, Sì, comunque è sì. cambiata la tipologia di gente, però Rimane comunque l'unico diciamolo, rimane l'unico posto. posto adatto e che può dare l'opportunità per fare arrivare band da fuori, perché è un bel locale, il palco è molto Sì, è carino. migliorato tantissimo. Poi da L'hanno quando fatto eravamo figo. noi giovani Bravo. c'era la colonna lì che A vinceva livello locale ci sempre. sono tanti bravissimi artisti che ci suonano, perché comunque vedo che tutti quelli che suonano a livello locale in un modo un po' più serio, nel senso che si preparano le date, i live, ci suonano, quindi Certo. la situazione non è come in molti magari hanno descritto, cambiamenti esistono, esiste anche il voler ritornare un po' al passato, quindi io mi auguro che un po' l'intento possano averlo, perché io ti dico, anni fa, tanti anni fa noi portammo gli Hacienda, una band di Sì, sì, Firenze sì, che sì, è me li band indie rock, ricordo. Sì, sì, però me li nati in ricordo. Inghilterra. Eravamo passati davanti al Devil Kiss e il cantante mi ricordo che cioè, sapeva che locale fosse, le band che Certo, c'erano suonate, certo. quindi io Ma 16-17 anni ho detto mica, questo locale comunque ha una grande importanza anche nella penisola, vuol dire che tutte le band che cercano date, come vedono una band che va in tour in Sardegna, leggono Devil Kiss, Devil Kiss, Devil Kiss, Devil Kiss. allora c'ha una nomea underground che per anni per noi è stata la salvezza, nel senso che ha portato in periodi invernali, perché ai tempi la stagione la facevano estiva, i concerti a giugno, luglio, agosto non ne facevano concerti, li facevano quasi sempre d'inverno, quindi la stagione era invernale, quindi la gente era tutta local o sarda, però venivano band che mamma mia, cioè, e quindi questo anche grazie al circuito punk hardcore che viveva ai tempi, soprattutto il locale, chi lo gestiva, chi ci lavorava, che è Guarda, cambiato molto da quel punto di vista, perché anche l'impegno personale, per quello voglio dire, non è solo ok che c'è cambiata un po' l'idea e hanno voluto provare a fare altre cose rispetto al passato, piuttosto anche che la mentalità in generale ad Olbia in Sardegna, nel nord Sardegna, è cambiata. appunto, infatti loro magari Hanno provato e hanno visto che ha loro rinnovando il funzionato. locale, facendo DJ set eccetera, hanno buttato l'amo per quel tipo di clientela lì, che magari Esatto, era più da centro di Olbia, no? esatto, esatto, esatto. Quindi il problema non è il Devil Kiss in sé, perché il Devil Kiss No, è una no, realtà comunque che è una società, comunque certo, è un certo, bar. certo, Pensa certo. giustamente ai dati che ha Beh, internamente, certo. ovviamente. Il problema è quasi la ricerca anche dei ragazzi che È questione appunto del ad Olbia non sono in tanti. È migliorata tanto però su quel lato lì, perché pochi anni fa Olbia era quasi morta su tutto. Beh, ma quasi tutta Italia, guarda, da questo Quasi punto di tutta vista. Italia, sì. Anche se ci sono delle realtà
penisola che so- magari sono un po' più... quelle più grosse. ma Però anche guarda in provincia- Sassari, guarda Sassari. Guarda, tu vai a Brescia, Bergamo, anche in Veneto, è pieno veramente di posti piccoli, anche posti da 10.000 abitanti, che però nel localino, che fa Ma non live... c'hanno l'influenza del turismo che ci abbiamo noi. Bravo, non hanno quella tipologia magari Che di ti porta per turismo 4 mesi un boom enorme sì, che ti fa credere di essere al centro del mondo per poi ritrovarti gli altri 6 mesi sì. a capire che cazzo devi fare. Però adesso, vabbè, oltre al Devil, comunque io sono stato l'altro giorno all'apertura del Bebop di Giovanni, di Joz. Del Joss Bar, sì. Oh, è veramente un bel locale. Io mi auguro che possa essere un altro locale che spinge la musica live. Sì, sì, assolutamente. È Noi non lo l'unico locale supportiamo. dove il concetto di jazz music, soul, R&B si può fare in un modo veramente dove la vetrina è bella e non è il solito localino Sì, che ti fa assolutamente. suonare nella marciapiede fuori. No, È una bella assolutamente. realtà, infatti gli auguro Auguriamo tutto il bene tutto il possibile, bene guarda. perché ci vogliono posti così e soprattutto portati avanti da giovani come lui. Esatto, quello è Lui importantissimo. è un under 30, cioè. No, ma è questo, il problema della Sardegna è anche questo, che molte persone come te, o come me, come noi, sono andate via, hanno passato anni e anni fuori dalla Sardegna e di conseguenza molte persone anche qua si sono ritrovate a crescere a metà. Cioè tu immaginate i miei migliori amici, Amedeo che conosci, ecco lui sta 10 anni a Londra, capito? Cioè viene una volta l'anno qua in Sardegna. Lui è cresciuto da solo, io sono cresciuto e quelle persone amiche che gli volevano bene senza di lui, e quello che avresti magari portato a livello musicale, sociale, comunale, sarebbe stato molto più magari... Bravo, e poi sì, la fuga dei cervelli Dalla Sardegna è dalla vergognosa. Sardegna non ti permette neanche di creare un'unione per organizzare. Beh, Io avevo certo. sempre questo sogno qua, che ora Certo, è così, con è questo così. poi non voglio tenervi troppo, però No, se poi concludiamo anche, però se se c'è un sogno dallo, appunto. Cioè, il sogno che avevo, comunque avevo riflettuto su sta roba qua, sarebbe veramente bello creare un'unione di delle piccole organizzazioni tipo Olbia, Sassari, Nuoro, Cagliari, Iglesias, comunque tutte le parti della Sardegna che creano un'associazione regionale con una buona comunque, con un buon supporto dietro dalla regione che dia dei fondi, per esempio una compagnia aerea che dia lo sponsor per portare gli artisti gratis a suonare, che quello è il gap più grande che abbiamo, poi sarebbe veramente utopia, e fare un appuntamento invernale, autunnale, una volta al mese in ogni città della Sardegna, ma con un artista che ti costa, per esempio portare una volta un Coez lì, un Fra Quintale, un Cosmo, partire dalle cose italiane per poi arrivare piano piano a portare anche roba dall'estero. Cioè, io penso che se tu porti un artista, cioè ora mi viene in mente un Oliver Tree, robe così, cioè secondo me se tu fai Ma un magari. bel evento Ma a magari. Cagliari, ad Olbia, Ma cioè stai tutti i scherzando? ragazzi, Come e dicevamo fai prima? il pullman Ma che stai partono scherzando? dalle principali città. Ma lo fanno per la sagra del Vermentino dei Monti. Capito? Cioè, Comunque, sarebbe bello, è che poi siamo sardi. no, Il problema è quello, aspetta, che ci stiamo sarebbero le calmi. gelosie dopo 2 mesi. E Tu vuoi infatti, portarlo lì a maggio e a me perché a maggio no. esatto. Però sta per nascere la Sardinia Music, così ne approfitto con la puntata di Michele Bravissimo. per annunciare la Sardinia Music che vuole esattamente questo. E noi abbiamo Ed è creato, questa la cosa da fare. noi abbiamo creato dei progetti che puntano a portare artisti nazionali e internazionali in Sardegna in periodi dell'anno in cui non sono quelli turistici, proprio per connettere le persone del posto, gli artisti del posto e Sì. cercare di fare eventi che possano creare Sì, stimolo, sì. Che sia una arte, roba- cultura e che siano accessibili soprattutto a tutti, non come Red Valley. No, Capito? Come no, dici no. tu, finanziato, Sì, che noi parteciperemo a finanziato, bandi, eccetera, tanti eccetera. sponsor Ma anche, ci sono i perché soldi, giustamente- ci sono i soldi, andrebbero a voglia semplicemente che ci spesi sono. senza per forza l'occhio al denaro, a farci per forza i soldi. No. Ci vuoi guidare? Io Ti infatti prendi ti ho uno fatto stipendio. dei nomi prima un po' alti No, comunque a vabbè, livello però di è conoscenza. giusto. La Sardegna è l'ombelico Però del ho capito, mondo. non deve essere solo d'estate che Hai mi becco capito? Calcutta che lo posso andare ad Capito? Alghero a vedere Hai pagando capito? 60 euro, che 50 va bene, euro. per carità, Ok, perché... ma non è accessibile al ragazzino di 17 anni. Però creare una roba anche in arene più piccole, in spazi più piccoli... Dedicare comunque- gli spazi Sì, giusti però agli artisti. dare lo spazio, perché poi è inutile che ci lamentiamo che i giovani di oggi se ne vogliono andare dalla Sardegna. Purtroppo capisco che non ci sia una proposta tale da tenerlo legato qua.
Mo' anche tocca a noi però. lavorativa, proprio anche nel settore artistico. E mo' tocca a noi, perché penso al sì. Devil Kiss, che ai tempi, quando tu avevi 15 anni, c'era qualcuno di più, c'era Tore, c'era Simone, che proponevano una rassegna musicale Sì, gratuita, mica, cioè nel senso Sì, era sì, tantissima tuttora, roba, ogni tuttora. sabato sera, gente dai paesi che veniva. Poi vabbè, anche loro erano giovani. No, loro facevano- c'avevano l'età che avevamo noi adesso. Sì, All'incirca. sì, adesso ti dico, infatti questa qua erano giovani, poi sono sicuro che anche loro hanno avuto, diciamo così, il piacere di poter fare gli scambi date, quindi chiamavano molte band nella scena punk hardcore. E cioè, quello funziona così. Bravo, Funziona infatti. così. Quindi anche quello c'è un atto di culo che c'erano loro. Meno perché male, comunque perché erano... Totti Ken è uno dei più grandi gruppi Sì, che abbiamo sì, ha voglia. avuto in Cioè, Italia. ricordo c'era la Brotherhood, avevano creato No, delle vabbè, belle robe, no, avevano no. veramente creato delle belle situazioni. Anni anche più semplici di sicuro, quindi bisogna anche Senza i tirare sulle social, somme. cioè, o comunque con pochi social. Sì, anni più semplici, di sicuro si aveva meno timore anche nell'uscire, nello spendere, poi anni dopo... Io al Devil non spendevo Insomma, una un po'- lira, io come dicevo facevo i bibitoni e venivo al Devil lì Sì, alla sì, poi Conad. ai 21 ci vai, si Tore, porta quello che vuoi. Tore non ci chiedeva niente, ci offriva il caffè la mattina, capito? Noi in after lì che Non dovevamo dirlo troppo che poi dopo fanno... No, è li così, mandano- dormivamo al parco e la mattina ci beccavamo lì Sì, e lui, erano e lui begli ci faceva il anni, caffè. certo, no, Amedeo dormiva lì, hai visto la colonna del Devil? Amedeo rimaneva lì, Sì, ogni sì, tanto sì. si sbronzava, si addormentava e Tore veniva. Angolo retto così. No, lui si sdraiava per terra. Ah, proprio... Terra vicino alla colonna e dove veni Tore e di me Emilia, vai a svegliare Amedeo. Dai, Che- basta. E io gli andavo, lo piavo a Dobbiamo calci. chiudere. No, doveva ancora iniziare il concerto. Ah, che In pieno fine, serate con tutta la che gente che fine. passeggiava. Madonna. Lui si sdraiava, dormiva. Prima del concerto io dovevo andare a svegliare a calci e lui mi faceva: no, mi sveglio quando inizia il concerto. Begli anni, tanti bei Grande ricordi. Amedeo. Comunque, Grande con Amedeo. questa salutiamo perché comunque Salutiamo abbiamo e fatto io una certa. vi ringrazio un sacco No, per grazie a te, Michele. avermi Grazie a me. invitato e Auguri e per tutto, per i Cracks, per i tuoi progetti personali. niente. E Thank you. che ci sia appunto la possibilità che possa tornare in Sardegna, sia a suonare. Sì, ma io sono sempre faccio avanti e indietro, però Sì, quello certo, quello sì, quello passo abbiamo detto. spesso, infatti la cosa bella di riuscire a venire qua è che vedo comunque la realtà di quello che viviamo, vivono i miei amici che sono Certo, qua e quello che io certo. vedo un po' da esterno, quindi è bello Però beh, tu quello. torni molto spesso, quindi comunque Sì, riesci a sì, rimanere sì, sì. leggermente al passo, che è una difficoltà per chi torna più raramente, Sì, è dura, ti è dura. mi costano aerei, però finché il prossimo anno ne rifaranno un altro articolo, continuità a rischio, Che palle, ogni porco anno è Dio. puntuale quell'articolo, continuità Ah, territoriale tu a vivi a rischio. Milano, ti dice bene, guarda. Chi vive No, a Milano a Roma gli per dice carità, bene. no, infatti. Chi sta a sud Non so come fanno, poverini, vabbè. Ognuno ha i suoi sacrifici. tornate qua in Sardegna a vivere e basta. Torniamocene qui, raga, dai. Un saluto al pubblico del Sardegna Music Podcast, ancora ragazzi. grazie a Michele Grazie Nieddu. mille. Arrivederci alla prossima.